E andiamo ragazzi, che è una giornata campale, il saper campare, quello che non ha il tifoso del Torino. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, fatemi anche benvenuti a tutti. Fatemi anche lanciare la live sul canale Telegram, perché se queste cose vanno fatte in diretta, perché non tutti magari hanno visto gli altri video, non devo dare per scontato mai niente, un errore che faccio spesso, ma rimediamo. Live. Eccoci qua. Allora, vi abbraccio, vi bacio, benvenuti, grazie per i like preventivi. Do il benvenuto a Luca De Filippo, che poi è un nome che mi fa un piacere di pazzi, che entra nel gruppo degli abbonati. Ricordo che il gruppo degli abbonati ha, oltre alle emoticon che possono utilizzare durante le live o sotto ai commenti, poi dobbiamo fare il fantacalcio tra di noi, quindi ci divertiremo. Grazie a tutti per il supporto, il rinnovo di Vincenzone. Sta Macisa a sinistra con Olivera e Spinazzola, ne dobbiamo sicuramente parlare. Pio, Massimo, un abbraccio a te, un abbraccio a Daniele. Che ne pensi di Emre Can, profilo che potrebbe essere dei nostri? Penso come profilo non ci siamo, perché costa tra i 10 e i 15, si potrebbe fare, come età siamo un pochino avanzata, ma penso che prenda tanto di ingaggio, non lo so se il Napoli in quella zona di campo vuole spendere così tanto. 3 di notte a Sydney, un abbraccione Simone, grazie mille per la tua presenza. Gianluca, Danilo, Brockfire, tic tac Danilo Del Prete, Lucas. Siamo anche live sulle altre piattaforme, ovviamente, come è giusto che sia. Nicola Vento, top intro, grazie Danilo, mi diverto, mi sto divertendo. Tra l'altro con gli amici di We Like, con Umberto, ci stiamo anche lavorando a nuove grafiche. Bisogna svecchiare, se il Napoli lo fa dobbiamo svecchiare un po' tutti, quindi dovremo trovare anche altre cose grafiche interessanti e ci divertiremo. È una delle cose che mi piace di più di fare, insomma, in tutta questa avventura di YouTube, anche divertirmi a livello grafico mi piace tantissimo. Emanuele, un abbraccione a te, proprio fedelissimo, 39 mesi, che bellezza. Forza Napoli sempre. Buongiorno Simone, Dadi, Vincenzo. Quest'anno sei tentato per comprare la maglia della gara kit allenamento? Io sponsor Coca-Cola sono innamorato. Assolutamente sì, Vincenzo. Io farò un passaggio purtroppo molto veloce a Napoli a fine mese. Non ho annunciato ancora nulla perché veramente non so quanto tempo avrò per incontrarvi e me ne dispiace, però è un passaggio che devo fare, che voglio fare, e a questo punto probabilmente cercherò di prendere più prodotti ufficiali possibili nel momento in cui sono a Napoli, così evitiamo lungaggini di spedizioni, perché sappiamo che all'estero qua dobbiamo fare ancora il passaggio, non c'è ancora, quindi ne approfitterò probabilmente. Apprezzo, caro Emanuele, poi devo sempre ragionare sui vantaggi da dare agli amici di altre piattaforme. Sì, ho visto il Hermoso col cuoricino azzurro. In realtà
sta aprendo un bar, cioè lui mette il caffè col cuoricino azzurro e a quanto ho capito anche il bar, proprio la società del bar che sta aprendo ha dei colori azzurri, quindi è una coincidenza che così poi potrebbe significare pure buongiorno, perché buongiorno, buongiornissimo caffè, e quindi la coppia Hermoso buongiorno. No, non ci sono notizie, non è che voglio dirvi non arriverà mai, perché tutto, poi nel calcio come nella vita si può vincere, perdere e pareggiare. Non arriverà mai, non ve lo dico, però non ci sono notizie come sono stati pressanti le notizie su Rafa Marin, su Spinazzola e sullo stesso Buongiorno. Su Hermoso è una questione diversa, perché è un giocatore che ha mercato, da svincolato, molto più mercato di uno Spinazzola, e quindi probabilmente lui, se ci sono stati dei contatti, comunque ha intenzione di aspettare un pochino se ci sono altre offerte, per esempio della Premier, o offerte ricchissime dall'Arabia, o altre squadre insomma importanti, magari che facciano anche la Champions. Non dobbiamo pigliarci collera se poi qualche giocatore vuole giocarle le coppe europee, non possiamo prenderci troppa collera. Olivera giocherà da braccetto e secondo me è più che una possibilità, Edoardo, perché stiamo vedendo che con Bielsa nell'Uruguay si sta destreggiando da mancino, difesa a 4, da centrale a sinistra, ed è un'evoluzione naturale quello che lui faceva il quinto nel Getafe, poi nel Napoli ha fatto il quarto, nella sua nazionale fa proprio il centrale. Una via di mezzo potrebbe essere il braccetto, e quindi è una possibilità assolutamente. Un sostituto di Piotra arriva. Francesco, qua veramente non lo so, perché se il Napoli decide di cambiare formazione potrebbe non esserci lo spazio per una mezzala di quel tipo nello scacchiere di Conte. Se si parla di 3-4-2-1, una mezzala di qualità finisce più probabilmente sotto punta, alternandosi con i vari Kvara, Lindstrom, Raspadori, Ngonghe sotto la punta. Sappiamo che Zielinski può fare anche il centrale a 2 in queste, però non si sta parlando di grandi centrocampisti di qualità, e me ne dispiace, perché serve gente che gioca a pallone, e non partiamo la stagione con la stagione senza pensando troppo che vabbè tanto Lobotka le gioca tutte. Dobbiamo essere sicuri che ci siano delle soluzioni. Dobbiamo però pensare che abbiamo Cajuste, che sicuramente Conte dovrà valutare, c'è il ritorno di Foloruscio, che viene identificato come vice Anghissà, che può farlo, e poi abbiamo delle pedine poi da utilizzare da scambio. Probabilmente Gaetano non rimarrà, quindi a centrocampo non se ne parla tantissimo. Che pensi che a sinistra si farà altro insieme a Spinazzola, viene a fare il titolare? Mi preoccupa, è una preoccupazione che condivido, e condividono molti tifosi, e penso che condivida anche il Napoli. Ora dipende tanto da quello che si fa con Nathan, capiamoci, perché se resta Nathan e viene promosso a braccetto, non dico titolare, ma una possibilità da tenere in panchina insieme a un titolare, allora tu puoi pensare di tenere Olivera nel doppio ruolo. Può fare il braccetto e può fare il sostituto di Spinazzola. Attenzione, c'è Kvara, attenzione, c'è Alberto. Buonasera. Ma se Olivera gioca a braccetto, esattamente, è proprio di questo stiamo parlando. Ci siamo letti nel pensiero. Chi proponi? Amico mio, a questo punto io coi nomi, lo sapete, soprattutto quelli che vedono tutti, perché magari stanno facendo o hanno fatto un buon europeo, se ne è parlato anche in passato. Kadioglu è un terzino che gioca anche mezzala, che ha una qualità, una capacità di corsa, una tecnica incredibile, è un po' piccino, però quelli sono quei giocatori là che, anche se sono piccini, sono talmente più bravi degli altri che si fanno valere in campo, e ha anche una certa garra, anche strappo e resistenza. Kadioglu, se ti devo dire un nome ti dico Kadioglu, però non lo so quanto sia fattibile. È veramente un grande profilo,
ha fatto molto bene, si sapeva già però, noi lo stiamo vedendo adesso, ma se ne è parlato spesso anche di Kadioglu. Un abbraccio Ross, un abbraccio Armando, cerco di andare un pochino più fluido ipertrofico, esattamente, finché non si rompe il muscolo. Io devo rompere il muscolo, è la mia missione. Rompiamo i muscoli, rompiamo il muscolo, quindi andare fino allo sfinimento, fare una serie in più, no? Degli esercizi anche dialettici che dobbiamo fare finché qualcuno non si rompe il muscolo e si migliora, perché crescere è l'unica cosa che conta. Allora noi quando diciamo delle cose, ti lamenti sempre, sì, mi lamento sempre, fatemi lamentare, che può essere che queste lamentele poi arrivano, non dico che si cambia perché noi ci lamentiamo, però non siamo pazzi a lamentarci se poi succedono le cose che devono succedere. Vedere la Coca-Cola sulla maglia dell'allenamento, bella, fatta con la presentazione bene, con Kvara utilizzati invece dei soliti, allora è bello, allora è la soddisfazione anche di una lamentela che poi ti porta a una felicità subito dopo, invece di dire ma tutto bene, non va sempre tutto bene, va bene così. E sono 2 anni che pure questo è un po' trasparente. Che film è, caro Nicola? Allora, grazie mille Ross, apprezzo tantissimissimo tutti voi, ringrazio ancora Alberto. Lionar, buonasera, oggi elettrica di messa, buona qualità, buona fisicità, sicuramente sì, però ne abbiamo parlato inizio live, è un pochino fuori parametro secondo me come ingaggio. Andiamo a capire. Zerbin da quinto, cosa ne pensi? Sì, oddio, vorrei qualcosina in più, perché poi Zerbin, ecco, se ti parlo di Kadioglu, ti dico la qualità mi fa anche accettare che non abbia una straordinaria fisicità. Zerbin si è disimpegnato anche bene con il Monza, è uno che corre, è uno che si impegna al massimo delle sue possibilità, qualcosina in più sarebbe carino aspettarselo. Se te lo tieni come riserva di uno Spinazzola che si fa tutto il campionato perché sta in grandissima forma, bene, però è un rischio che ragioniamo sempre sul fatto che ci sono le liste, ragazzi, quindi i giocatori italiani hanno più valore e vengono considerati un po' di più, quindi questo è, vedi, ritorna, poi è stato venduto, ritorna con Spinazzola a sinistra molto forte, e proprio di questo stavo parlando. Maglia d'allenamento superiore alla prima maglia, Edoardo, tendo ad essere d'accordo, premesso che la maglia home azzurra è bellissima e nella sua semplicità è proprio quello che mi piace di una maglia di calcio, cioè 2 colori al massimo, bianco, l'azzurro, tutto bene, tutto equilibrato, bellissimo, i dettagli che la rendono meno banale, bene, però l'impatto che ti dà a leggere Coca-Cola poi possa piacere o meno il brand, il marchio, perché ma tutti i marchi importanti sono discutibili come atteggiamento industriale o comunque una serie di cose anche sociali dove non dovremmo entrare, però è un marchio che impressiona, e quando il marchio è più grande di te è bello, è importante. È quasi come se è la Coca-Cola che dà visibilità al Napoli e non viceversa, però capiamoci bene. Tutti convinti nel prendere Lukaku? Non lo so se tutti sono convinti. Miseria e nobiltà, bravissimissimi, perfetti, tutti fortissimi. Su Lukaku è un discorso anche lì da approfondire. Lukaku di qualche anno fa, sì, caspita, Lukaku di qualche anno fa era molto più forte di Osimhen. Oggi bisognerebbe rifletterci, è uno che sicuramente è capace, che può far fare più gol agli altri che si muovono intorno, perché è uno che attrae 1 o 2 difensori alla volta, è uno che fisicamente
fa reparto da solo, gli puoi girare intorno, ti può dare la soluzione anche di giocare a 2 punte, quindi se vuoi fare il 3-5-2 sicuramente potrebbe anche esaltare le caratteristiche di un Kvara che gli gira intorno o di un Raspadori che gli gira intorno, sicuramente sì. Freddezza sotto porta meno, la sta un po' perdendo, qualche gol lo fa comunque, se torna in gran forma, cioè se uno che vuole Conte vuol dire che conosce molto bene gli allenamenti di Conte e non ha paura di farlo. Questo è importante, è una caratteristica importante in un'annata dove abbiamo messo davanti a tutto la fatica, il sudore, il sentire anche dolore, il soffrire per voler andare oltre le proprie possibilità. Uno che lo conosce già e quindi viene con quella consapevolezza, mi fa piacere. Questo è una cosa positiva. Allo stesso tempo non è un'operazione molto alla Napoli, perché è uno di quegli attaccanti che poi difficilmente rivendi, e quindi non è uno che ha quella fame di arrivare, di dimostrare di essere il più grande, come è successo con Cavani, come è successo con Osimhen. Quindi mi piacerebbe di più uno 23-24 anni che esce dal fuoco e azzanna gli avversari, come è stato per Cavani e Osimhen. Non lo so se ci sono a disposizione questo tipo di attaccante in giro, mi piacerebbe un po' di più. Mi piace richiesti da Mattia, dai ragazzi, fatemi sapere a quanto stiamo. Allora, guarda che la MSC ha tappezato tutti i circuiti di Formula 1, non ha nulla da invidiare a Coca-Cola. No, ma la MSC è importante, tra l'altro oltre a noi, insomma anche col Milan, è un'azienda importantissima, però non lo so, io ti parlo anche a livello di impatto visivo. Il marchio Coca-Cola è dappertutto, è internazionale. La MSC è internazionale, ma non lo trovi il marchio dappertutto, non lo vedi a Times Square. MSC, Coca-Cola la vedi veramente dappertutto, la vedi anche sui camion che trasportano la Pepsi, trovi i camion Coca-Cola con altre bevande dentro, perché è proprio un altro livello. E quindi legare la propria immagine a marchi che sono conosciutissimi, secondo me è un salto di qualità, un salto in avanti. Allora, preferirei Osi rimanga, e tu purtroppo non penso possa essere una soluzione, perché ci hanno spiegato e lui ce l'ha detto chiaramente: io ho deciso già quello che faccio l'anno prossimo. Ha fatto questo rinnovo per inserire la clausola con la quasi certezza, probabilmente da parte del ragazzo, di avere grandi offerte. La stagione è andata come è andata, non è stato il più disastroso dei nostri, onestamente, è stata comunque una stagione problematica per lui, tra infortuni e cose varie. Quindi è chiaro, sai quello che hai, hai un ragazzo che i gol te li fa, hai un ragazzo che però tende all'infortunio anche per il modo in cui gioca, e poi hai uno che come parametri proprio di ingaggio adesso sta sforando, ma di gran lunga, quella che è la media degli ingaggi degli altri giocatori, e questo abbiamo visto che anche all'interno dello spogliatoio può creare delle frizioni, degli attriti, e quindi sarebbe meglio non farlo, cioè ricominciare con un altro dello stesso livello, dello stesso valore. È difficile adesso, poi te lo tieni perché non sono arrivate offerte, lui voleva andare via, quindi è un po' complicata l'ipotesi della permanenza. Un saluto da Manchester, Vale. Io credo che Lukaku, visti gli ultimi 3 anni, è arrivato al capolinea. È un'opinione rispettabilissima, Mario. Purtroppo sì, arriva il momento della parabola discendente un po' per tutti. C'è chi può andare avanti fino a 34-35 tranquillamente. Giroud è andato benissimo anche nella fase. Ricordiamo che il campionato italiano magari è un pochino più forgiving per qualcuno. Il livello è alto, ma non è altissimo, e quindi nel campionato italiano, anche se hai una certa età, puoi comunque performare. Benvenuta Nina, alla grande. Saremo performativi, diranno: hai capito, la Coca-Cola ha acquistato il Napoli. Certo.
E certo, perché poi aspettiamo sempre le notizie che infiammano le fantasie. Vi ricordate quando abbiamo parlato, no, quello MSC mo si vuole comprare, offerta di Aponte, si vuole comprare il Napoli. Sì, vedo che Emre Can è la notizia del giorno che più vi impressiona. L'ho sentito, l'ho letto, non mi sembra profilo Napoli, non mi sembra plausibile. Vediamo se le voci si infittiscono. Vediamo, tanti nomi sono stati fatti, è stato fatto anche il nome di Modric, non ci ha creduto nessuno, si è chiuso il libro e si è andato avanti. Emre Can non è Modric sicuramente, però prende lo stipendio che prende e quindi bisogna ragionarci su. Lindstrom è scomparso e Lindstrom adesso vediamo, si parlava di offerte dalla Francia, si è parlato dell'Olympique Marseille, si è parlato del Lione, poi evidentemente con l'arrivo di De Zerbi è uscita la cosa dell'Olympique Marsiglia e vediamo se si concretizzano queste offerte. Io penso che il Napoli non se ne voglia privare completamente, cioè proprio dire ho bucato proprio l'acquisto, non l'abbiamo mai visto in effetti nella sua zona di campo dove si è comportato bene col Francoforte, insomma proprio tra i due sottopunta, quindi libero di spaziare, libero di allargarsi o di accentrarsi, di strappare, e potrebbe essere proprio con Conte che vediamo un Lindstrom migliore, quindi il Napoli ci deve ragionare, sicuramente non lo svende, sicuramente se l'hai pagato 25 o 30, se hai ammortizzato la metà, perché il primo anno il Napoli ammortizza la metà, se arriva un'offerta da 20, secondo me il Napoli ci pensa, ci ragiona e lo saluta. Lui stesso un altro anno di alti e bassi, lui ha perso la nazionale, quindi secondo me ci ragiona sul fatto di poter andare da qualche altra parte a trovare più spazio. Abbiamo parecchia folla dietro la punta tra Kvara, Raspadori che devi utilizzare, Ngong su cui io punto moltissimo quest'anno, stesso Politano che compare nelle foto della maglia nuova e quindi comunque il Napoli ci punta. Ricordiamo che ad oggi è da considerarsi quello più pagato del Napoli dopo Osimhen, quindi c'è tanta folla lì in mezzo e se non ti inventi un altro ruolo diventa difficile. Esatto, anche di Politano stavamo parlando, 30 milioni difficili lo regalano, ma avendolo visto in campo non mi è sembrato guerrigliero, con Conte non penso possa avere spazio. Sì, bisognerebbe, questa è una battuta che abbiamo fatto un po' tutti, cioè arriva primo allenamento di Conte, lui Mingerlino e lo perdiamo completamente. Sì, è un giocatore più, sai, di fioretto che di sciabola, insomma, che di mazza chiodata, dovrebbe mettere un po' di massa muscolare, dovrebbe diventare un pochino più cattivo anche nell'approccio alla palla, più cattivo nell'approccio alla giocata, è un po' più morbido nel giocare sulle punte, molto molto leggero. Però sì, là devi fare una bella chiacchierata, Conte ti vede, Conte ti guarda, dice che vuoi fare quest'anno? Vogliamo fare, guardiamoci nell'anima, vogliamo fare un salto di qualità importante, allora comincia a farmi 50 flessioni, si fa. Ma voi andate a vedere anche la trasformazione fisica che ha avuto Fabian negli anni, i giocatori crescono anche fisicamente, dipende da dove vanno a finire e fanno un percorso, i giocatori non sono statici nelle loro, anche fisicamente e nelle loro prestazioni, fanno un percorso, possono migliorare, possono evolversi, possono cambiare ruolo, non devono essere inquadrati per forza. L'anno scorso era un anno dove era difficilissimo per tutti trovare la migliore condizione per esprimersi. Mario, siamo in tanti in un ruolo che non abbiamo neanche capito se avremo nel modulo di Conte, ed è una giustissima osservazione, perché adesso noi stiamo ragionando, ecco, io vi faccio vedere se riesco a mettere un attimo così tutto dal vivo, tutto, se io mi sposto con un'analisi tattica, noi qua possiamo ragionare, e stavo ragionando su questo modulo, insomma sul 3-4-3, che poi ovviamente deve considerare questi qua un pochino più interni in questa zona,
e ci possiamo sicuramente ragionare su quelli che sono i giocatori, però è un'ipotesi, perché Conte ci ha detto vuole alternare un paio di moduli, probabilmente in alcune fasi possiamo giocare pure a 4 con squadre a 4 in difesa, intendo, quindi con i terzini che vanno e solo 2 difensori, non 3, non ne hai bisogno di 3 e quindi hai più il pallino del gioco. Quindi partiamo da questa idea che può sviluppare calcio il Napoli, cioè in fase di possesso con 3-4-2-1, ma dobbiamo aspettarci anche di essere un po' duttili, che poi Conte non è super fissato con un modulo solo, ne ha fatti parecchi, alcuni con più risultati, altre volte con meno risultati. Allora, leverei Politano e Lindstrom, fatemi recuperare i messaggi. Leverei Politano e Lindstrom, prenderei Chiesa, dare spazio a Zerbino sulla fascia per la difesa, sentire che Ostica Renato doveva partire a favore di una riconferma di Jesus, mi vengono i brividi. Allora è questione che Chiesa, si parlava della Roma, pare che sia la squadra un pochino più decisa sul giocatore, vediamo se affondano. Se prendi Chiesa, tu dici per togliere Politano e Lindstrom lo metti un po' più a destra, lo puoi alternare, insomma, con Kvara sottopunta a destra, quindi sarebbe Chiesa Ngonghe, Kvara Raspadori, mica male onestamente. Zerbino sulla fascia. Per la difesa, sentire Ostikar e Nathan, secondo me è una questione che loro hanno un po' di mercato, Juan Jesus no. Quindi Juan Jesus te lo tieni come chioccia, te lo tieni come il giocatore di grande esperienza che non li deve giocare tutti assolutamente, ma che viene chiamato in causa quando c'è una squalifica, quando c'è un infortunio, e lo metti là e non deve farle tutte le partite da titolare 95 minuti assolutamente. Te lo tieni là, uomo anche spogliatoio e così. Gli altri due invece, Ostikar probabilmente un po' di mercato lo può trovare, una squadra di media classifica. Nathan, come per Lindstrom, io non boccerei già, però sarebbe bene mandarlo a giocare in una squadra italiana magari di media classifica e lo vedi da titolare, confrontarsi con gli avversari della Serie A con più continuità, perché Nathan delle caratteristiche che possono portarlo a essere un grande difensore ce le ha una buona fisicità, ha una discreta velocità, il lancio lungo perché ha la gamba forte ce l'ha, e poi deve migliorare in concentrazione, deve migliorare in posizionamento. Molto spesso le marcature sono state un po' farfallesche, ma perché vieni dal Brasile ed è giustamente lì non ci sono attacchi pazzeschi, degli spazi. In Brasile gli attaccanti brasiliani, palla a te, palla a me, adesso provi il dribbling, quindi c'è un pochino più di tempo anche per ragionare, e quindi Nathan ha avuto l'impatto purtroppo con la Serie A difficile. Fa anche degli ottimi urli, è proprio vero, quindi Nathan fa bene, ve lo dico, è più di una possibilità. Dopo un'annata che ci ha mandato tutti in analisi, direi che si stanno facendo le cose per benino, bisogna migliorare sempre di più, assolutamente Giuseppe, io sono proprio contento. Lo slogan che ho fatto partire con l'arrivo di Conte è: crescere è l'unica cosa che conta, che conta, e Conte lo deve sapere, e quindi non si deve sentire, io già sto leggendo, onestamente non sta venendo dall'ambiente Napoli, io non credo che ci sia gente che dall'interno dica questo deve vincere, è una frase alla Iannicelli, Iannicelli lo dirà, ma altri no, che deve arrivare, devi vincere, devi puntare assolutamente allo scudetto, se no è grande fallimento. No, stanno provando a dirlo da altre parti, da altre zone arrivano queste cose per metterti un po' di pressione e al primo pareggio, alla prima sconfitta, far tremare un pochino tutto il tavolo, ma noi dobbiamo avere la maturità di capire da dove stiamo venendo. Veniamo da un 10° posto, dobbiamo ricostruire, si faranno tanti cambiamenti e quindi crescere. La crescita significa passare dal 10° al 6º, 5º e sperando di poter arrivare quarti, quella deve essere l'obiettivo. Crescere significa andare più avanti possibile in Coppa Italia, che è l'unica coppa che hai. Crescere vuol dire non perdere appeal internazionale nonostante tu non abbia le coppe, e con Conte in qualche modo all'estero comunque si guarderà il Napoli, è un nome che intriga
e chi parla di calcio, e quindi almeno non sparisci dalla circolazione. Crescere con il brand. Conte ci dice il Napoli deve essere una meta, non deve essere una cosa di passaggio. Questo è difficilissimo, si fa con il tempo, si fa con le vittorie, si fa dimostrando di essere una società seria, e ci vuole un po' di tempo, e questo fa parte del percorso di crescita che noi ci auspichiamo e che speriamo di vedere crescere. Anche il percorso deve crescere insieme a noi, giorno dopo giorno. Allora, va bene sistemare la difesa, bisogna fare qualcosa davanti. L'anno scorso la sensazione di impotenza offensiva era evidente. È vero, spesso eravamo veramente sterili, spuntati, sembravamo mai creare un serio pericolo all'avversario, sembrava tutto facile, si mettevano là, ti respingevano e non si combinava niente. Dobbiamo essere molto molto più aggressivi, e questo sicuramente lo vedremo. Poi sperando che insomma la stagione parta con un concerto generale all'interno dell'ambiente diverso rispetto a come è partita la stagione scorsa, che era proprio nata sotto una cattiva stella. Politano largo a destra, aspetta RC, avevo visto sta qua che comunque è tattica, largo a destra a 5, secondo te lo può fare? Non lo amo come idea, perché Politano poi solamente col mancino, perché è tutto mancino. Ogni tanto, lo sapete, è il momento in cui adoro Politano, è quando invece di rientrare crossa col destro. Politano è uno che te la fa la fase difensiva, ti aiuta il terzino, ma ti aiuta il terzino. Aiutare il braccetto significa diventare proprio basso, e quindi lì puoi soffrire, perché anche lui come fisicità non ti garantisce tantissimo. Conte, stiamo ricordando che Conte cambiò la vita di Perisic, che a tutti gli effetti era un attaccante, e lo convinse, e Perisic si mentalizzò e diventò un tutta fascia pazzesco e fece un campionato incredibile. Però lo vedo piuttosto Perisic, ecco, se non vorrei mai spostarlo Kvara, ma vedo più possibile un Kvara che ti fa quella roba lì e diventa la Perisic, ma è troppo giovane per farlo adesso. Perisic in fine carriera lo fa, adesso Kvara deve fare i suoi gol, deve andare avanti, non dobbiamo fargli fare difesa. E Politano, se lo devo proprio adattare, lo metto a sinistra a 5, almeno con il piede suo, così se arriva poi sul fondo può fare un cross. A destra non ce lo vedo benissimo. Allora, bene le attenzioni sulla difesa, bene concentrarsi sul dopo Osimhen, un sostituto all'altezza della qualità di Zielinski che abbiamo perso. Ne abbiamo parlato a inizio live, se cambia la formazione probabilmente il Napoli non sta cercando un profilo a centrocampo che sostituisca Zielinski. D'altra parte, se questi erano i programmi già da subito, tu ce l'avevi con Elmas e invece l'hai lasciato andare, quindi può essere pure che questo profilo non lo stiamo cercando. Spero che non si perda la qualità, perché comunque Zielinski, tra i sì e i no e i momenti della sua stagione, delle sue stagioni, comunque è uno che ti arriva in doppia cifra, che ti fa assist, che la porta la vede quando è possibile, e quindi mi dispiace non averlo, onestamente non mi fa bene, non l'ho accompagnato in braccio, come non vorrei accompagnare in braccio nessuno, però non mi sembra che il Napoli si stia muovendo in questo momento. Anche Toam con Mourinho faceva il laterale di destra a 31 anni, sì, però in fasi delle partite, caro Fabio, ovviamente tu lo sai, resta nel mito, nella mitologia il sacrificio di Eto'o nella finale di Champions, è chiaro, però bravo, fai bene a ricordare, a 31 anni, cioè nel finale della carriera, nel pieno come Kvara. Mentre l'ho detto mi sono reso conto, non lo fare mai, Conte, non lo fare assolutamente. Sì, doppia cifra Zielinski, sì. L'ultima, se non sbaglio, fu con Gattuso, che fece doppia cifra, cioè doppia cifra di gol e doppia cifra di assist. È uno che ti arriva a fare una decina di gol, a creare una decina di gol tra i gol che fa lui e i gol che fa fare. Non esistono solo gli assist, non esistono solo i gol, esistono
i suoi controlli orientati che ti spezzano il centrocampo avversario, perché con un movimento ha fatto fuori un avversario e quindi ha creato lo spazio. Esistono i movimenti prima dell'assist, no? Il passaggio di rifinitura che porta al passaggio dell'assist. Non lo so che non tutti amano Zielinski, mi rendo conto, ma speriamo di non doverlo rimpiangere come è capitato con altri giocatori. Io sto male a non vedere la classe di Zielinski. Zielinski in costante ballottaggio con il redivivo Mkhitaryan, dio del calcio perdonali. Dio del calcio perdonali. E vabbè, dio del calcio lasciamolo stare. Signori, non è un problema che ci riguarda, ma le altre squadre hanno il mondiale per club, hanno la Champions, hanno la Coppa Italia, hanno il campionato, tante partite da fare, e quindi è giusto che si tengano una rosa importante e che esistano i ballottaggi e che si gioca il momento della gara, perché poi Zielinski ha i suoi momenti, quindi può essere che c'è un momento di grande forma dove gioca lui, c'è un momento in cui è più appannato e gioca l'altro. Secondo me è un'operazione giustissima che fa l'Inter, la fa a parametro zero, la fa in tempi record perché la fa da prima, e quindi secondo me è un grande colpo. Poi una delle cose che si dice, non perdiamolo a zero, e così è andata. Vabbè, senza essere per forza nostalgici, speriamo che i nostri non ce lo facciano rimpiangere. Sì, secondo me sì. Allora, sì, hanno fatto bene, puntano sui gol dei centrocampisti. Tra 10 giorni tornerò in Malesia, resto sino a fine agosto, amichevoli a 50 euro e la Coppa Italia dove si vedrà. Per il campionato VPN da Zone sono collaudate, unico danno le alzatacce alle 3 di notte. Amico Emric, guarda, sono tutte domande interessantissime a cui io non so rispondere. Le amichevoli a 50 euro non lo so. Io spero, ho la speranza che il Napoli utilizzi la piattaforma che ha il tuo canale YouTube. C'è stato un periodo, non mi ricordo se 2 anni fa, dove si erano messi anche sul loro Facebook, potevi comprare la partita, certo 10 euro per vedere la Naune, mi sembra un'esagerazione. Sì, tu avresti la possibilità di fare una mena, tanto sono veramente centesimi per te, lo metti sul tuo canale YouTube in chiaro, si iscrive gente, su YouTube puoi fare pure qualcosina di soldi come con gli advertising, perché il Napoli c'ha 200, dobbiamo arrivare a 300.000 iscritti, non ci è arrivato ancora il Napoli. Quindi bisognerebbe sfruttare, secondo me, il canale YouTube, che è accessibile a tutti, dappertutto, anche all'estero, e metti le partite là delle amichevoli. C'è tantissima curiosità, tutti staranno lì a guardare, e si dovrebbe poter fare. Poi lo stadio lì, lo stadio di Di Maro, lo stadio di Castel di Sangro, è chiaro che lì probabilmente ci sarà una ressa. Lì la domanda è altissima perché ci saranno tantissimi tifosi, i posti sono limitati, e là tu sfrutti il fatto che la domanda è tanta, e quindi metti il biglietto ad un prezzo che discutibile, onestamente, però chi se lo può permettere lo fa, chi non se lo può permettere non lo fa. Per il campionato io per esempio non so ancora chi ha i diritti della Serie A in America, non lo so ancora. Paramount Plus non si è capito, e ESPN potrebbe essere una soluzione, addirittura Apple TV. Pare che la Serie A stia ancora aspettando delle offerte valide, e io vorrei saperlo perché io pago io pago degli abbonamenti e devo sapere se mi conviene averli oppure no. Allora, Conte, se riesce a trovare il vero Anghissà, per me è un acquisto in più, senza dubbio, perché Conte, se vede che corre svogliato, gli fa il cazziatone, sicuramente sì, ed è proprio quello che deve avvenire, un salto di mentalità proprio immediato dal primo allenamento, perché Anghissà non si mette in discussione quando è continuo nella partita, quando si prende le sue pause diventa un giocatore assolutamente normalissimo.
e non possiamo permetterci di avere giocatori normalissimi, dobbiamo avere tutti i giocatori performanti, overperformanti se è possibile, andare oltre quelli che sono gli standard generali e andare buttare veramente il cuore oltre all'ostacolo. Quindi Anghissà è uno di quelli che deve essere rivitalizzato e ti trovi un centrocampista pazzesco in squadra che però deve andare e deve andare sempre senza prendersi pausa. Allora, volano tutti i messaggi. Ragazzi, ditemi un attimo i like. Calcio mercato vero incomincerà dopo gli europei, sono tutti fermi, sicuramente, anche se ci siamo, qualcosa si sta già muovendo. 343 Meretta, Mir, buongiorno, Nathan, Dilo e Olivera sulle fasce, Anghissà, Lobo, Ngonghe, Lukaku, Kvara, secondo me ci sta. Ci sta tutto, secondo me lì siamo lì. Meret. Oh, caro Fabio, allora sai perché? Perché sto sull'altra schermata. Io quando sono su questa schermata esce e quindi colpa mia. Fammi vedere se mi esce il tuo messaggio. Fammi vedere perché è uscita solamente la cosa e non mi è uscito il tuo messaggio. Fammi un bel vocale, dai. Fammi un bel vocale nel gruppo e ti ascolto e ti ringrazio sempre. 281 siete completamente pazzi. 285 siamo in 500. Siete completamente pazzi. Arriviamo a 500 like, forza. Io bevo. Forza. Non scherziamo. Non scherziamo proprio. Bevo. Una miseria, ma veramente, c'ha ragione Angela. Una vera e propria miseria. Vediamo. Canale dei vocali, aspettiamo Fabio. Canale YouTube, ma senza tu, come fanno le altre squadre? C'hai un asset che può crescere, un altro asset che può crescere. Se tu fai e dimostri così, guarda che arrivano altri spot. Io sono fissato per questa cosa degli spot. Su Twix mi attaccano, come ti permetti? Quando ma... io sono fissato su questa cosa degli spot perché un pochino, facendolo questo, ne capisco. Ho avuto le offerte da parte di sponsor che vogliono mettere il loro prodotto, il loro servizio sulle cose, e c'è un prezzo perché il tot di visualizzazioni che fanno i miei video portano ad un prezzo. Se lo vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare non lo fai. E questa è un'altra opportunità di crescita, anche di guadagno. Utilizzi la tua piattaforma. Tra l'altro, scusate, ma dobbiamo avere memoria, l'ha detto De Laurentiis, il futuro del calcio deve essere gratis. Il calcio deve essere guardato gratis e noi dobbiamo essere in grado, da imprenditori e non da prenditori, di avere gli introiti dalle sponsorizzazioni e farci il nostro guadagno dagli sponsor. Il calcio deve essere gratis per i tifosi. Adesso è il momento di dimostrarlo. Fai sul tuo YouTube, sviluppi tutto un altro giro di comunicazione. Bene, a posto. Ti ascolto immediatamente, caro Fabio, e ti bacio. Ti bacio forte. I like. In realtà avevo scritto che ti sei perso pure il messaggio evidenziato: 44 mesi abbonato, buona marupriatoria. Niente, avrei una mezza notizia, sempre il fatto collegato, perché poi ho visto il tuo video della Coca-Cola sul braccio, già lo dissi pure l'altra volta, mi hanno dato anche ho letto anche altre conferme. In più non so se sai il fatto di Di Lorenzo, ma ho saputo il motivo, sicuramente l'avrai sentito, letto. Vabbè, magari dopo entro in live, se lanci il link, rigorosamente con maglia strisciata, altrimenti Guido mi cazzi un'altra volta. Sì, dopo apriamo i rubinetti e facciamo entrare chi vorrà venire a salutare anche in video. E vediamo se la cosa di Lorenzo è quella là che sanno un po' tutti e ne abbiamo già parlato e non vorrei ritornarci. Se c'è dell'altro, c'è dell'altro. Diego Pugliese, Lukaku no, a Dovbyk e sto. Per Diego meglio Dovbyk, che ha avuto un esploit pazzesco in Liga. Ecco, qua si deve ragionare, l'esploit va bene, però c'è una sola stagione dove fai bene. Del Girona è andato tutto bene quest'anno, anche David Lopez è andato bene, sicuramente. Poi
bisogna anche valutare. Se io ti dico Gimenez del Feyenoord, tu dici però il campionato olandese è meno allenante e performante di una liga spagnola, quindi meglio Dobbik sicuramente. Sì, Lukaku non convince tutti, mi rendo conto. Sesco a 65 milioni è follia se si vende Osi. Caro Danilo, mi pare che Sesco abbia rinnovato con clausola. Secondo me è un'operazione in stile Holland, cioè clausola abbastanza bassa per andare dove vuole lui. Cioè Sesco è uno di quei giocatori che secondo me è nel mirino dei top, cioè ci dovevi arrivare l'anno scorso. Se ci arrivavi l'anno scorso probabilmente potevi fregare gli altri. Secondo me Sesco è già fuori dalle possibilità non solo del Napoli ma in generale del calcio italiano, credo. Dovrebbe esserci stato il rinnovo, quindi si fa un altro anno là e poi può andare, un po' come è successo con Holland, col Borussia e il City. Vedi, Mario mi conferma, è importante, confermo fino al 2029, esattamente, ha fame, mi piace per quello, e il fatto della fame, sì, sono d'accordo, è una caratteristica fondamentale per la punta che deve avere il Napoli. Fa gol tecnicamente non benissimo. Popovic come almeno panchinaro. Giovanni, su Popovic molto giovane, sta facendo quel lavoro di cui vi parlavo, anche di riempimento muscolare, di crescita. È proprio il ragazzino proprio. Siamo sotto questo punto di vista veramente dobbiamo parlare dei giovani, dobbiamo parlare che ancora non hai sviluppato. Tu puoi aver sviluppato completamente come Fabian e poi metti massa. Abbassi massa grassa e aumenti massa muscolare. Popovic deve proprio svilupparsi fisicamente e potrebbe essere uno dei gioiellini che metti nella primavera e ci ragioni, gli cominci a far fare così. Poi se vedi che il ragazzo brucia le tappe puoi pensare a una Serie B, puoi pensare su campionati tosti, andare in Serie B e in Serie C ti fai le ossa veramente, non sottovalutate quello che succede, meno VAR, meno, cioè là prendi le mazzate, veramente cresci di tutto di un botto. E se hai le caratteristiche tecniche, il talento che si è individuato in lui, poi dopo cresci, è arrivato tra un anno o tra 2 anni, ti trovi a uno già pronto che ha fatto le sue esperienze. In questo momento è proprio un lavoro di costruzione fisica che sta facendo Popovic. Volevo recuperare perché nel frattempo mi ero perso, stando nell'altra schermata, anche Andrea che mi diceva: già hai preso la maglia? No, perché vengo a Napoli a prendermela, perché tra spedizione, costi esorbitanti e attesa di spedizioni che mi uccide, l'attesa non puoi vedere, quando clicchi ok e poi aspetti, e il corriere e le navi e gli aerei e aspetti l'impossibile, mi distrugge. Quindi preferisco, dato che devo venire a farmi un giretto a fine mese, vengo a Napoli, spero di trovarla nei negozi fisicamente, la vedo, la guardo, la annuso, la tocco e la compro e la porto poi a casa. C'è GS che invece ha giftato una membership di Azzurro Fluido. Io questa cosa poi non ho mai capito come funziona, se è random. GS, prima di tutto grazie, e chi poi risulta abbonato, se è a random o se scegli tu. Questa è una cosa che non ho capito, non mi ricordo, e fatemi sapere se qualcuno si è ritrovato abbonato all'improvviso. Lasciate le emoji di Azzurro Fluido. Allora, Nick, a fine mese non ho dato ancora dettagli perché sennò mia mamma gli viene l'ansia. No, è che c'ho tutto incastrato, devo fare le cose, veramente non avrò manco il tempo di salutare nessuno, però ci proverò fino alla fine. Allora, grazie Mario, anche lì devo ragionare sulle possibilità dei vantaggi. Puoi scegliere, ma se non scegli è random. Angelo, sei risultato tu? Che bellezza. Non lo so, ma lo ringrazio, troppo bella questa cosa. Chi vince l'europeo? La Spagna. Le sub gift sono randomiche, la gente può trovarsi una sub al canale a caso, è bellissima sta cosa, troppo forte.
gente che si trova a commentare, dice si trova queste cose, sono belle queste cose. Bisogna fare assolutamente i complimenti per Valentina De Laurentiis, non parla ma lavora sodo, 100%, al 100%, sono d'accordo, sottoscrivo, gliel'ho fatti, ha lasciato il mi piace sulla fotografia, non mi risponde più in privato perché le faccio le domande che la annoiano probabilmente, io volevo intervistarla, lei ha detto di no. Vedi, quando tu mi dici non parla ma lavora sodo, perché lei è proprio diversissima dagli altri della famiglia, e sotto questo punto di vista l'intuizione io l'avevo avuta, è proprio lei la mia preferita, proprio perché anche quando le ho detto dottoressa, le possiamo fare un'intervista, lei che lavora di no, io preferisco stare dietro le quinte, non voglio parlare. E allora vedi, mentre io sono triste per il fatto che non mi ha permesso l'intervista, contemporaneamente sono contento perché chissà in futuro qualcuno che preferisce stare dietro le quinte e lavorare sodo per il bene del Napoli, evviva, abbracciamoci, è bene così. Poi un giorno succederanno delle cose, si allineeranno dei pianeti e mi permetteranno di regalarvi anche dei contenuti particolari, ci stiamo lavorando, però fa proprio piacere, la maglia è bellissima, sono in attesa veramente che vada in giro per il mondo perché la merita. Il simp supremo di VDL, i bimbi di VDL, siamo proprio noi. Andrea, eccolo qua. Hai ragione, se ti mandano i soldi la compri anche a me, che la spedizione è un problema. Andrea, ma tu stai qua? Stai qua dietro l'angolo? Se stai qua dietro l'angolo io lo faccio volentieri, ci sentiamo in privato e te la per noi all'estero ragazzi è così, c'è un po' da soffrire, già ho visto contenuti, già ho visto chi se l'è andato a comprare nel negozio, già la può indossare, può fare i video, così ne dobbiamo soffrire un pochino, caggia fa. Un giorno capiterà che il Napoli la presenta nell'ultima partita di campionato la nuova maglia e il 1° luglio per esempio si vede, ricomincia il mercato e tu già la trovi nel negozio qui ad Astoria oppure a Brooklyn già la trovi. Ma io non è perché io abito qua e la voglio qua, è semplicemente un punto di riferimento anche logisticamente, è il centro del mondo. No, New York, non lo dico per atteggiare, è proprio così, cioè, passa più gente a New York che in tutte le altre città del mondo, costantemente. Quindi se la fai arrivare nei negozi qua, no? È chiaro che non ti vede solo il newyorkese, non ti vede solamente il nostalgico di discendenza italiana così, ti vede anche il turista che viene da qualche altra parte, ti viene anche il tifoso di un'altra squadra che guarda che bella. Là qualcosa la riesci a recuperare sfruttando quelle che sono le capacità anche di immagine di un ragazzo che è uscito con la Georgia ma ha fatto un'ottima impressione anche nell'europeo e quindi molto bene che l'hai utilizzato per fare il video della presentazione del training. Se fai arrivare anche le maglie è un di più che non può fare altro che farti bene. Ingegnere Angrisani, un abbraccio a lei, una bellissima community, è proprio così. E allora rettifico il messaggio, posso partecipare anche io alla spedizione della maglia? Che sciappo, è un casino per prenderla dal Texas, caro Alessio. Sì, allora scrivetemi, io poi non lo so quando ne posso pigliare, il bagaglio è limitato, però scrivetemi in privato, tutti quelli che almeno state in USA, e vediamo quello che posso fare. Più di questo non vi posso dire. Se posso darvi una mano lo faccio volentieri. Io mi ero offerto di fare il punto di riferimento, l'ho detta, la porto io qua a New York, la porto con la macchina fisicamente in tutti i negozi e non l'hanno voluto fare. Quindi va bene. Ieri mi è capitato di passare a Bologna, al momento più stranieri nello store in centro che bolognesi. Certo, perché sono attrattivi e il turismo va sfruttato. Ciao Vale, tu come ti muoveresti sul mercato in base alla posizione che farà Olivera? Allora, di base io ti dico che mi piacerebbe avere Olivera braccetto di sinistra di riserva.
Questo ti dico nel mio mondo ideale. Braccetto di sinistra di riserva Olivera. Quindi mi piacerebbe prendere un Kadioglu, ho fatto un nome di quelli che abbiamo visto più recentemente, cioè quindi un grandissimo esterno sinistro che si possa alternare con Spinazzola, e quindi con Hermoso però mi piacerebbe, non ho ancora rinunciato all'idea di Hermoso, che era quello che mi esaltava di più di tutti quelli che stanno arrivando. Cioè Rafa Marin bene perché arriva dal Real Madrid, ma molto giovane, deve fare il suo impatto. Buongiorno bene, viene pagato tanto, probabilmente troppo, ma va bene perché è convinto di venire, uno che sceglie Conte, viene con quella testa giusta, va bene. Quello che mi gasava di più era proprio Hermoso, venendo dall'Atletico Madrid, grande esperienza internazionale nella piena maturità dei suoi anni e della sua forza, era lì che avrei voluto uno sforzo così. Vediamo se è ancora possibile farlo, non ci ho rinunciato del tutto, però ecco, Hermoso titolare, Olivera subito dietro di lui, che comunque è un nazionale uruguaiano, bene, e lì ci riteniamo più che soddisfatti. Con Nathan lanciato in prestito, proprio lanciato in prestito, così lo lanci Nathan ed esplode in una squadra di media classifica italiana, per esempio al Torino Nathan. Non gli dico che Ossicard non lo voglio, lo dai al Torino e si sviluppa le sue cose là. Questo è quello che mi piacerebbe fare. Parte da Napoli una valigia, è un'immagine sfiziosa, poi non lo so veramente quanto deve giocare la valigia apposta e spedirla. Poi mi fermano alla dogana e dico: domanda fuori tema, ma Meret confermatissimo, sicuri? Caro Giovanni, sicuri è solo Raspadori che dice ma sì sicuro. Nella sigla non si è parlato di altri profili per la porta. Sappiamo che Gollini ci ha salutato, sappiamo che torna Caprile, che potrebbe anche, se dimostra grandissima personalità e dimostra di essere ponto, potrebbe anche scalzare Meret dalla porta. Meret non è un inamovibile. Tu dici c'ho Casillas, il secondo diventa secondo. Meret parte titolare nelle gerarchie con Conte, però Caprile secondo me se le può giocare le sue chance, avendo solamente la Coppa Italia. Se ti comporti bene, allora tu a Caprile tu dici ti faccio fare tutta la Coppa Italia e potrebbe come primo anno anche stargli bene. Però giocandosi le sue chance, cercando di metterlo in difficoltà, Meret in allenamento, non in partita, non è che tra di noi ci mettiamo in difficoltà per il bene personale, che è proprio quello che è successo quest'anno. Il bene personale ha preso il sopravvento rispetto al bene della squadra e questo non può accadere. Non può accadere più. Allora, Barisal per il Maz. Il Maz è quello che serve poi per le stagioni fondamentali. Nelle stagioni, perché poi tu puoi fare tutto bene, ma serve anche il Maz. E senza il Maz non tutto finisce come deve finire. Comunque, a parte gli scherzi, è un buon giocatore. Ciao Valerio, tirato la maglia dal sito ufficiale poco dopo il rilascio. Vediamo quanto tempo ci vuole per farla arrivare al nord. Un saluto da Bologna, Phoenix Fire. Un abbraccio anche a te, Phoenix. Vediamo. Un saluto da Essex UK. Che bello leggere nuovi nomi nella chat. Grandi amici bellini, accorrete sempre più numerosi. Sempre più forte, sì, al di là del finale, sempre più forte, che forse era quello che dovevi rettificare il messaggio. Però sì, è bellissimo, sono veramente orgogliosissimo e abbiamo l'obiettivo. Alberto, giovane, io non riesco più a inviare la super chat, ha impostato un blocco per sbaglio. Non credo, amico mio, non credo, non lo so, YouTube potrebbe essere impazzito. Nel frattempo nuovo membro, Aki Food 29, benvenuto o benvenuta o benvenut, perché non è detto. E ricordiamo a tutti gli iscritti, a tutti i nuovi abbonati, di iscrivermi in privato e alla fine della live vi inserisco nel gruppo degli abbonati. E dovete capire bene come funziona il gruppo degli abbonati, perché ci sono dei personaggi e i personaggi del gruppo degli abbonati serve una settimana di ambientamento per capire le dinamiche, perché si muore dalle risate. Io veramente
vi inviterei tutti e 22.000 a iscrivervi, a diventare abbonati, perché veramente è un'esperienza essere nel gruppo che non riesco a descrivervi se non la vivete. Io vi consiglio veramente di farlo una volta, lo fate per un mese e poi magari dici no, non mi diverto, non mi interessa, non lo fai più e ti levi e va bene. Però è un consiglio che vi do spassionato: vi iscrivete per una volta così, che so, €1,99, 2, vi iscrivete una volta e vedete se vi divertite. Se vi divertite, che poi le notizie arrivano prima, gli insider ce li abbiamo pure noi, poi ci divertiamo perché ci prendiamo in giro tra chi anti-ADL, pro-ADL, ci divertiamo tantissimo e non ci prendiamo sul serio, perché il calcio è una cosa seria, ma noi ci dobbiamo dare una calmata. Questo è il nuovo slogan che ho lanciato su TikTok. 2 settimane di abbonamento pure così. Ma con un abbonamento regalato non sento di meritarmelo. Amico mio, vai liscio, scrivimi e poi dopo decidi se farti un altro mese così, che così ti senti di meritarlo. Vai tranquillo. La foto del principino Sosa, un me l'ero perso, per chi la tira? Ah, ecco qua, il principe dei Bellini, esatto, sì, altro che canale Sabaudo, bellissimo. Nel gruppo abbonati siete degli incompetenti e ci sono tutta una serie anche di giochi, di inside jokes che non riesco a spiegarvi nello specifico, se non siamo tutti dei soggettori, effettivamente. Ho visto le foto e i video della nuova maglia e quella di training dove compaiono Kvara e Di Lorenzo. Quando sono state fatte secondo te, considerando che erano gli europei? Allora, le foto di Di Lorenzo sicuramente sono state fatte prima. C'era anche Olivera è ancora impegnato, quindi in questo momento sia Di Lorenzo che Kvara sono in vacanza, quindi io credo che sia stato fatto tutto prima. Di Lorenzo sicuramente, Kvara non lo so se l'hanno fatto, non so dove sta facendo le vacanze, ma credo che in questo momento siano in vacanza, specialmente quelli che sono usciti dalle europee. Arriveranno un po' più tardi rispetto agli altri. Ci sarà prima la convocazione a Castelvolturno e poi si partirà per Di Maro, ma ti dico con la quasi certezza che quelle foto e tutte le cose, quindi anche il video di Kvara, sono stati fatti prima di partire per le vacanze o di partire per gli europei. Penso di poter. Come posso abbonarmi? C'è il link proprio nella descrizione di questa live, c'è un click proprio abbonati e tutta la procedura che ti spiega YouTube. Il Christian, altro che canale Sabaudo, è un messaggio fortissimo rispetto a quel tifoso imbecille che lo devo dire, non lo chiamerei nemmeno tifoso imbecille, quell'imbecille. Che cosa sei tu? Sono un imbecille, perché è imbecillità, acerbismo allo stato puro. E quindi Creon, benvenuto a tutti, veramente. Poi mi darete il tempo di. Vedi, mi sta scrivendo Cristian anche in privato su Instagram. C'è il link, andate lisci. Andate lisci. Allora, se si dice che il futuro è in mano ai giovani, allora noi con Valentina siamo in ottime mani. Spero per lei e per noi, che assumono un ruolo sempre più centrale in società, carichi a pallettoni. Piace. Sono contento che abbia messo, è capitato per caso, avevo dato tramite A Tutela della Maglia, la pagina che si occupa delle maglie del Napoli, quelle anticipazioni sulle maglie che... A proposito, ma che ore sono? Scusatemi, che può essere che in questo momento sulla SSC Napoli è in vendita, così possiamo dare anche i prezzi, perché alle 19:26 doveva andare in vendita. Fatemi vedere. Un logo, i calendari amichevoli, Proud to be Napoli, eccole qua. Fermi tutti, analisi tattica, andiamo a vedere su dove, mamma mia com'è bella, aiutatemi, Proud to be Napoli e Real Magic Training Kit, Proud to be Napoli. Allora, bellissima, fatemi cliccare su questa cosa così vediamo anche i prezzi.
Non vedo, mi butto a indovinare. 49? Non mi ricordo quando erano i kit di allenamento così, 49, 59, una cosa del genere, vediamo. Accettiamo 65. Sì, oddio, la botte è un po' forte, diceva Totò. In quale film dicevo? Oddio, la botte è un po' forte. T-shirt 65. The Bellengong. È mondiale. È mondiale. Confermata che è mondialissima. È troppo bella. E volevo vedere la particolarità. Esatto, come vi dicevo nel video, non so se vedete, che l'effetto pixelato che poi dà questa sorta di squame del serpente che si crea lì, che poi è un mimetico, è una tuta mimetica, e con le N del Napoli, come bello questo altro dettaglio. Sì. Questa, no, diventiamo poveri, ve l'avevo anticipato che saremmo diventati più poveri e più poveri diventeremo, perché questo è veramente bellissimo, non c'è proprio niente da dire. SSC Napoli con i nuovi font, così la scelta così non mi fa impazzire, però va benissimo. E quindi questo effetto un po' mimetico, un po' serpentesco, bello. La maglia, quella là che abbiamo visto, 130, e lo sappiamo. E poi aspettiamo che mettano anche, vai allo shop, fatemi vedere se ci sono, insieme alle maglie a Mafatica, spedizione gratuita in Italia. Ah, vedi, hanno aggiunto anche la smanicato 49, ecco, per esempio, se uno non si vuole pigliare, ecco, 49 lo smanicato. Bravo Nicola, la botta è un po' forte, è proprio da tassati, esatto, perché lui non capisce quanto deve pagare di tasse, no? 5.000, la botta è un po' forte, no, milioni, non so quando è. Lo smanicato, ecco, se fate palestra, pure se non la fate palestra, chissà, sta bene. Che devi fare un campionato che ti devo comprare, anche se non fai bonus di assist e di gol, l'importante è che non compratevelo al Fantacalcio. Ecco, se non ve lo comprate al Fantacalcio, chissà farà un grande campionato e ci farà rimpiangere di non averlo comprato. Ecco, 49 lo smanicato, ecco, per fare i video di YouTube, per allenarsi, per... mi capite? Bello anche che abbiano utilizzato i calciatori per fare le foto e non solamente, questa è un'altra novità, no? Non solo la foto della maglia o comunque il rendering digitale, utilizzare i calciatori dà ancora un pochino più di contatto con la squadra. Ci piace sta cosa mi piace. Saluto tutti gli appena abbonati, hai ragione, mi sto esaltando con i prodotti del Calcio Napoli. Allora, Creon LP, benvenuto. Simone è semplicemente un ritorno. Meglio l'abbonamento con voi che da Zone. Grazie Simone. Grazie Simone. Giuseppe Trapani, benvenuto. Eimrich di Revenge, benvenuto. Pasquale Vanacore, benvenuto. Enrico Giannone, addirittura per rispondere, i tartassati ha lanciato la cosa, siete veramente generosissimi. State facendo schiattare il fegato a parecchia gente, ve lo dico subito. Comunque sono veramente, è esploso Nathan. Secondo Schira, nelle prossime ore Hermoso darà una risposta definitiva al Napoli, leggi su X. Ho letto varie cose, non mi ricordo se era Schira che l'aveva detto, il Napoli aspetterà Hermoso finché non sceglierà un'altra squadra. Che tutti quanti hanno detto, ma com'è, che significa sta frase? Cioè che aspetta e poi se lo pigliano, che aspetti, se te lo vuoi te lo prendi. Secondo me andava detta meglio, nel senso il Napoli avrà fatto la sua offerta per Hermoso, è Hermoso che sta aspettando
probabilmente di vedere se ci sono delle offerte più alte, più convenienti per lui, e il Napoli aspetta, magari non occupa la casella comprando un altro, per esempio Kivor, per capirci, no? Visto che sta andando Calafiori di là, potrebbe uscire chi invidiasse direttamente a Gabriel, ma ecco, il Napoli invece di occuparla la casella magari aspetta per vedere se Hermoso non ha altre cose che lo convincono, e tu dici, allora che fai? Io l'offerta te l'avevo fatta, per esempio 3 più bonus, 4, arrivo a 4, ma può essere che questo stia facendo, non è che il Napoli sta aspettando che se lo compra qualcun altro. Poi è chiaro, se va in competizione con l'Inter, che è proprio la maestra dei parametri zero, perché non si fanno problemi con le commissioni, perché sanno come farlo in tempi rapidi, là è un pochino più difficile andare in competizione con loro. Kivior è molto interessante. Kivior. Allora, pochi rumors sui centrocampisti. Quali centrocampisti alla nostra portata vedresti bene nel Napoli di Conte? Centrocampisti alla nostra portata. Allora, io ho fatto un'intervista ieri che uscirà penso tra domani e dopodomani, e mi dice, ma tu quale, perché proprio si parlava di Zielinski, e dice, ma tu che andresti a prendere per così? E invece di inventarmi un nome esotico così, io ho fatto il nome che conoscono tutti, che però penso sia irraggiungibile al momento, che è Koop Meiners, ma per spiegarvi le caratteristiche. Koop Meiners perché è perfetto proprio per sostituire Zielinski? Perché ha la qualità nei piedi, tira i calci piazzati, tira i rigori, era capitano della squadra da cui è arrivato, di conseguenza è uno che è influente, che ha un certo peso anche negli spogliatoi, gioca trequartista, gioca dietro la punta, può fare dietro, proprio ha lavorato con Gasperini questi anni con il 3-4-2-1 perfetto, e gioca anche mediano, gioca anche nei due, può giocare al posto di Lobot, che è anche fisico per fare Lobot. Quindi se vi devo dire le caratteristiche proprio del giocatore perfetto in questo momento, è Koop Meiners. Se il Napoli l'aveva veramente già individuato e cercato, è lì che dovresti affondare. Però la dico forte, clippate. Vendi Osimhen, resta con Simeone e prendi Koop Meiners. Mamma mia. Ma cioè, capite quello che voglio dire? Cioè, talmente importante che io accetterei di rimanere con Simeone e Raspadori in attacco. Simeone, Raspadori e Khedira. Io feci questo discorso l'anno scorso: vendi Osimhen e fai lo stadio. Non siete pronti per queste cose. Vendi Osimhen, prenditi a Koop Meiners. Se Koop Meiners vuole venire, se c'ha la testa che dice che viene volendo. Se poi Koop Meiners vuole andare a Liverpool, vuole andare in Premier, o vuole andare alla Juve, lieva mano, eccetera, eccetera. L'ho detta! Vediamo se divento virale. Prima o poi diventerò virale. Quindi anche la felpa 85. Ora, io ricordo presi la felpa della Lete di qualche anno fa. Questa felpa a me non mi piace perché si sura assai in questa felpa secondo me non ci puoi uscire. Questa felpa è ottima per allenarsi quando fa freddo, vedi, ci sono pure le mani che ci metti il pollice dentro, eccetera, eccetera. E più o meno, e anche lei dovrebbe essere di poliestere, insomma, è più per una cosa di, vedi, 97 poliestere, 3 elastano. È comunque dello stesso materiale con cui fanno poi le magliette. Quindi la felpa, per esempio, non mi fa impazzire, perché comunque non è che te la puoi mettere come felpa per uscire. Non è l'ideale, secondo me. Però pure bella, onestamente pure bella. C'è Amir Rachmani, potenziale capitano. Allora, vendi Osimhen, Lukaku in prestito e acquisti Koop Meiners, make sense, alla grande. Però non penso che il Chelsea ti dà un'altra volta Lukaku in prestito, cioè vogliono motenizzarlo, se no lo danno sempre in prestito e ci perdono solo, cioè non ci hanno fatto niente di guadagno su Lukaku. Però ecco, questa è proprio la scelta. Dovrebbe, guarda che io in realtà
non voglio soldi dal Napoli, vorrei che alzassero il telefono o mi mandassero un messaggino, dice Valerio, niente di che, però ecco l'anteprima, per esempio, no? La maglietta, tu che fai informazione sul Napoli, ecco qua. Io non sono però i Fius Gamers, non sono gli influencers con milioni di followers, eccetera, eccetera, non sono Salvatore Esposito, non sono quelli di Gomorra, quindi a me non mi contattano e non mi chiamano. E le cose del Napoli me le devo comprare di mia sponte. Un giorno magari capiterà, solo se io sono indipendente. Ma fatica, che quella là, ecco, questa qua dovrebbe essere di cotone e questa piace, è 100% cotone, 25 euro, fatto bene, fatto benissimo, sfizioso. Semplicemente qua il fatto del napoletano, ne abbiamo parlato con Angelo Forgione, che non si dovrebbe scrivere così. Questo qua per esempio invece è un prezzo esorbitantissimo, 119 euro per il costumetto, bello, ma mi sembra esagerato. E poi se tenete proprio i soldi da spendere, vi comprate la penna di Conte, le cravatte di Marinelle, eccetera, eccetera. Bene. Allora, ritorniamo a una situazione più confacente alla live, perché veramente pare che sto facendo lo storefront del Napoli e non mi sembra il caso. E recuperiamo tutti i vostri messaggi e i vostri commenti. Coppa al Napoli implodo, vado a Castricum e scolpisco una statua in suo onore. Niente soldi al Napoli, solo solide realtà. Esattamente. Vai a Times Square e comprati la maglia del Napoli. Ma io questo volevo fare, Fabio. Tu mi leggi nel pensiero senza saperlo. Ve lo posso dire tranquillamente, perché tanto Valentino non mi ha risposto. Ho detto, sono convinto che la maglia già è questo un mese fa, o qualcosa di più di un mese fa. Dissi, rimango a disposizione per qualsiasi idea di marketing e di promozione della maglia. Sono disposto a, ovviamente mantenendo il massimo riservo, nel momento in cui fate uscire, la promuovete, io posso andare sul ponte di Brooklyn con la maglia nuova, posso andare a Times Square con la maglia nuova, faccio tutto a vostra disposizione. Resto a disposizione per qualsiasi, vado sopra l'Empire State Building all'ultimo piano, vado sulla Statua della Libertà, la Statua dell'Indipendenza, vado personalmente con i soldi miei e vado e faccio. E non mi hanno cagato proprio. Oppure magari non volete spedirmi la cosa perché chi si insini show, volete utilizzarmi per creare un po' di hype con qualche dettaglio, niente, non mi ha risposto. E allora non lo vogliono fare, non fa niente. Un giorno vai a Montevergine, esatto. Che Dira sostituto di Simeone, come lo vedi? Io Simeone, ma Simeone probabilmente avrà voglia di giocare e farsi un'altra annata di stenti, perché giustamente si vende Osimhen, deve arrivare un giocatore importante. Probabilmente Simeone non vuole fare un'altra volta la riserva anche di un altro che arriva nuovo, quindi che Dira invece magari si può giocare le sue chance da panchinaro inizialmente. È un giocatore che il suo impatto con la Serie A l'ha avuto, niente di che, però una discreta fisicità, il colpo di testa ce l'ha, si muove molto sul fronte d'attacco. Ecco, che dire Simeone, secondo me Simeone è meglio, ma se mi dite tra che dire e Lucca, che si parlava di Lucca, la grandissima fisicità, il colpo di testa così, ma onestamente mi tengo a che dire, non mi metto a intavolare delle trattative complicate, di perdere tempo per prendere Lucca. Se mi tengo che dire come terza punta, non c'è problema. Che ne pensi di Emre Can? Ne abbiamo parlato a inizio live, caro Gilles, che secondo me è un ottimo profilo, di grande esperienza, di grande fisicità, con qualche gol nelle gambe e nella testa, ma secondo me prende troppi soldi e quindi è una delle cose che sono uscite così. Battute a parte, Folorus può diventare il nostro Cop Miners. Come caratteristiche sì, perché abbiamo visto che non disdegna il tiro da fuori, che è uno tosto fisicamente,
buono, dinamico, si muove. È chiaro che deve fare tutto uno step internazionale. Foloruscio è andato al giro nazionale ma poi non ha giocato, dovrebbe fare esperienze di coppe europee, che non è un problema nostro quest'anno, ma insomma Cop Miners si porta dietro tutta quell'esperienza che è stata poi fondamentale anche nella serata di Coppa, nelle serate di Coppa. Raspa ha anche detto di voler giocare di più ed è logico che sia così, Creon, perché anche lì il primo Raspadori può diventare o è già diventato più o meno quel jolly alla Elmas che tu ti tieni lì in panchina, proprio il giocatore perfetto per tutti gli allenatori, perché ti tieni lì in panchina, è mancato uno a destra, manca uno a sinistra, è mancato uno al centro, vuoi fare la prima punta, lui si mette a disposizione, faccio la mezzala, faccio tutto, pur di racimolare minuti. Sono i giocatori che gli allenatori preferiscono perché si mettono a disposizione, però non per sempre, e anche lui è uno di quelli su cui tu hai fatto un buon investimento e devi vederlo con continuità, perché secondo me se gli dai un po' di continuità a Raspadori non è facile sentire a Fabio Bersani, perché sennò secondo me può fare delle ottime cose. Contentissimo per l'evoluzione del marketing del Napoli, anche io, speriamo che si arrivi anche all'estero. Vale Kvara con Conte spesso farà il trequartista quest'anno dietro le due punte e secondo me Simeone resta con Khedira. Vediamo Fabio, trequartista dietro le due punte è una delle cose che non abbiamo proprio preso in considerazione con Conte come sistema di gioco di partenza, però credo che nei momenti in cui magari se sei sotto, se devi recuperare un risultato, non penso che Conte si crei problemi, se la mette un'altra punta ti sposta a Kvara al centro. Abbiamo ascoltato Conte che però sa che Kvara ti può dare tanto centralmente, ma che lo preferisce almeno così inizialmente distinto, partire dall'esterno e poi riaccentrarsi, e quindi ci fa pensare a questo 2-1 finale o di 3, cioè lo vede esterno sinistro come proprio è esploso qua, come è arrivato e come è esploso. Tutto il campionato che ha fatto con Spalletti, proprio l'ala sinistra pura, che sa segnare anche di sinistro, che ti si fa mettere un cross anche qualche col sinistro, che rientra e c'ha il dribbling imprevedibile perché lo può fare da una parte e dall'altra, quando rientra è micidiale, il tiro a giro, il tiro forte, chiudere sul secondo palo di testa, così tutte le caratteristiche che Kvara ci ha fatto vedere. Ecco a mostra che è Kvara. Credo poco alle voci che Tizio e Caio dichiarano di voler giocare di più, sai come se li mangerebbe Conte. E dichiarano, è questione è normale che tutti loro, anche se non lo dichiarano, dentro di loro vogliono giocare. C'era uno solo, in realtà, fatemi fare questa correzione, uno solo in realtà ha detto, e lì non mi piacque tantissimo, disse vabbè non fa niente, io non chiedo nessun minutaggio particolare, devo crescere, Caiuste, il povero Cagiasti, quando è arrivato e si è presentato, ha detto no, ma io non ho nessuna velleità, quello che mi fanno giocare, io sono già contento di stare qua. E no, la fame è proprio quello che è mancato per mettere in difficoltà, chissà, se tu arrivi Cagiasti, che già stai Cagiasti così, motion, nel senso, vabbè, se mi fanno giocare bene, se no comunque sono già... no! Tu devi arrivare con quella cosa, io devo mettere in difficoltà i miei compagni che hanno vinto lo scudetto, i titolari devono sentirsi col fuoco dietro le chiappe perché io do talmente tanto in allenamento che li metto in difficoltà. Questo è mancato da parte di Cagiasti e purtroppo, vedi, io ti stavo dicendo, tutti i giocatori vogliono giocare, forse Cagiasti no. Ci sono dei giocatori che se ne fregano, ce ne sono poi quei giocatori che poi chiudono la carriera più in fretta, che non ce la fanno più, che non vogliono. Ascoltavo un video di cronache su Recoba è il più in là con gli anni, se lo ricorderanno, il Cino è un giocatore di una tecnica, di un calcio incredibile, ma Recoba si sfasteriava e Novellino gli diceva guarda che tu ti devi allenare, devi fare così, devi fare fase difensiva, così. Poi Recoba lo mettevi in campo, assist con la palla, gol da centrocampo, segnava in continuazione e Novellino capì e dice vabbè io questo qua lo devo utilizzare a prescindere dal suo impegno allenamento.
ma negli allenamenti Recoba arrivava tardi. Quando c'era la partitella era il primo ad arrivare. Negli allenamenti invece dove si doveva lavorare fisicamente Recoba arrivava tardi. Non era atleta sotto questo punto di vista, ed ecco perché uno con la sua tecnica magari non ha fatto un exploit e una carriera pari al suo potenziale, perché Recoba faceva paura, faceva paura. Purtroppo ci sono degli atleti che sono così. Cacciasti umile. Recoba non voleva giocare. Raspadori ha sbagliato sport, giocate a futsal sarebbe un fenomeno, nel calcio 11 ha troppe lacune. Sì, il fatto della fisicità purtroppo in questo calcio è una difficoltà, però lui è tosto fisicamente, secondo me qualcosa niente. La Svezia oltre a Gyökeres tiene Alexander Isak, fortissimo ma costa troppo, forte Isak assai, fortunato a trovare Moratti. I siti interisti stanno rosicando per il rifiuto di Buongiorno adducendo che non saremo loro antagonisti di quest'anno. Che ne pensi? Penso che sono d'accordissimo con loro, Jenny. Devono dire così, devono dire che non saremo protagonisti proprio di niente, che loro sono i più forti e loro devono avere la velleità e il problema di vincere per forza con la squadra che tengono. Noi dobbiamo risalire la china. Piano piano dobbiamo risalire la china, siamo arrivati decimi. Non vogliamo sapere niente, dobbiamo essere messi fuori dalle griglie, ascoltiamo le griglie, ascolteremo, qualcuno ci metterà secondi per gufarci, qualcuno ci metterà fuori, non ci pigliamo collera, amma fatica. Cosa ne penso? Rispondo ai siti interisti, amma fatica, faciteci fatica e non rompeteci i cosiddetti, perché è così, quelli poi te la tirano dall'altra parte e tu si slabbra. Allora, vuoi vedere Raspadori il Petit Diable? Magari. Raspadori sarà il giorno di Conte e Ledin Cook. Se Lukaku verrà a Napoli ho forti perplessità sulla sua forma fisica, per me non sarà più quello di prima, perplessità che condividiamo, caro amico Massimo. Faccio male a sognare Fabio Cannavaro in dirigenza, una persona importante, pallone d'oro da mandare come presenza nei momenti importanti. Caro Tommaso, Cannavaro da dove è ripartito è stato, mi pare che è stato poi la Pro Patria, ma ricordo, qualcuno me lo disse dove è andato ad allenare Cannavaro, che riparte da serie inferiori. Cannavaro vuole allenare, mi pare Paolo Cannavaro nella Pro Vercelli, una cosa del genere, scrivetemi così. Cannavaro vuole allenare. Il Napoli non ha mai avuto figure del genere in dirigenza, persone importanti, pallone d'oro, mandare è proprio perfetto, proprio quello che voglio. Il Napoli non l'ha mai fatto. Contemporaneamente ti dico, stiamo facendo un esperimento, il vero momento di rottura quest'anno, di rottura, quando fai i rutti, Oriali, la figura di Oriali che rappresenta uno che, grandissimo giocatore, grandissimo dirigente, grande esperienza, il calcio proprio rappresenta Oriali, uomo della federazione, uomo che sta con le mani in ottimo. Non so che tipo di ruolo, si parla di club manager, cioè una figura mediana che si occupa un pochino di tutti i rapporti tra i calciatori, i dirigenti, l'allenatore, fa da schermo, può andare ai microfoni, è bellissimo ed è proprio un peccato che non siamo nelle coppe, perché mi sarebbe proprio piaciuto vedere Oriali andare ai sorteggi, proprio tutte queste cose nei momenti importanti. Quindi questo è il vero momento di discontinuità. Non è Cannavaro, che per noi rappresenta anche il napoletano che fa così, ma Oriali rappresenta quell'esperienza e spero con tutto il cuore che De Laurentiis abbia piacere ad avere questa figura e che non sia solamente stato costretto da Conte. Trovaci gusto nell'avere, come hai trovato gusto, Presidente, nel gongolarti della presenza di Conte alla conferenza. Stava là che se lo guardava, diceva come è bella, ha detto Napoli deve essere una meta, un punto di arrivo. Gongolati, Presidente, perché poi ti daremo i meriti di aver scelto e di aver delegato e di aver scelto le persone giuste nei punti giusti della società. Ci piace assai e i meriti te li daremo e ti daremo meno colpe se le cose non andassero bene. Facci caso, Presidente, se tu ti prendi tutte le cose sulle tue spalle, vai da Pozzo e dici Perez, all inclusive, c'è traffico, già fai io mercato, vai a pigliare. È lì che ovviamente tutti quanti dicono perché hai voluto fare tutto tu, perché hai preso Meluso dopo 50 anni con Garcia, l'allenatore lo scegli tu, è giusto, lo accettiamo, devi avere il feeling con l'allenatore, anche perché
facciamolo durare 3 anni e più, tutto il resto lo fai fare agli altri, diventa meno colpa tua. Se sbagliamo gli acquisti è colpa di Manna, alla grande, ma veramente alla grande. Io spero che il Presidente abbia capito tutto questo e che nella fase di maturità della sua vita, dove si deve calmare anche un pochino e si deve godere la famiglia, un pochino più dietro alle quinte, un pochino di più, non è che devi sparire, un pochino di meno, e così avanzano e crescono anche i figli che poi dovranno ereditare tutta la società. Bello, bello. E sono auspici. Gol. Signor Guido, non lo so se ha scritto così, adesso lancio anche il link, perché vediamo che succede. Vediamo che succede. Il momento, ho parlato fin troppo e non avete lasciato i like, di conseguenza lancio il link sul canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Il canale Telegram è per tutti, io ogni tanto lancio dei contenuti, lancio le notifiche, così non vi perdete un video, dovete essere iscritti al canale, la campanella, eccetera eccetera, ma calma, perché con calma, e utilizziamo il canale Telegram anche per aprire la live agli amici bellini che vogliono venirci a salutare, e io metto le cuffie, così chi vuole venire, intervento, saluti, abbracci, baci, like e tutte queste cose. Non l'ho invitato Guido, perché il che fare, Guido pure c'è, è estate, proprio il che fare pazzesco. Vediamo se c'è, e quindi vediamo se chi vuole intervenire. Il primo è Fabio Versatile, proprio, mamma mia, proprio a strisce bianco-nere, proprio così Guido non mi cazzia, punto primo. Buonasera a tutti amici. Ma non ce l'ho, io ce l'avevo solo quella là orizzontale che fece il video di va bene lo stesso, basta che strisciate, cioè ma mi sa che hanno tiro, pensare così Guido sicuramente fa un screenshot, sarò più ciomano. Boh. Come stai, Vale, come stai? Bene Fabietto, bene, è stato un weekend lunghissimo, però di lavoro, di soddisfazione, e adesso possiamo stare un pochino più sulle cose del Napoli. Anche il Nick. Vi devo salutare, dice Angelo, scusate se spammo, quale privato devo scrivere? Canale Telegram. Angelo, signori. Valerio Fluido sia su Telegram che su Instagram che su TikTok che su dove vuoi tu. O Valerio Fluido o Azzurro Fluido su tutti i social. Scrivimi e ci mettiamo d'accordo. Ciao Nick. Buonasera Vale, buonasera al meraviglioso Fabio, rigorosamente juventino. Strisciato. Che meraviglia, che meraviglia. Signor Versatile, ma lei mi è Sabaudo così all'improvviso? Sono Pippo Baudo, è diverso. Mi è Sabaudo, ho visto questa schifoso teatrino che è successo per Buongiorno, è una cosa imbarazzante comunque. L'ho mandato oggi nel gruppo, mi raccomando, non ti permettere di andare a chiedere gli autografi a Castelvolturno. No, ma che non poi la cosa divertente, sai qual è pure Vale, no? Cioè qualcosa di pazzi, che quello ha detto: guarda che là a Napoli ti romperanno i coglioni per gli autografi. Ma tu che stiamo facendo là vicino? Che la mano in coppa la portiera della macchina. Cioè, io impazzisco. Per mio figlio. Veramente mi ha fatto pigliare colore. Ciao Albe. Ciao carissimo. Come andiamo? Buonasera, piacere. Nicola. Ciao Albert. Ciao Nicola, vabbè, sono Fabio, piacere. Non sentito, è la prima volta che ti vedo e che ti sento. Piacere. Io. Ciao Fabio. Comunque posso dire una cosa. Certo. Sì. Io sono d'accordo con Fabio sulla crociata a Raspadori. Addirittura siamo due contro. Io invece gli do una chance, non lo so. No, io sono team Raspadori. Io gli do una chance. Io sono team Raspadori. Quindi 3-2 per ora. 3-2. Vale. Vabbè, questa cosa la può risolvere solo Achille.
Ma Achille è come buttare una bomba atomica in un campo di grano, cioè non ce n'è proprio per nessuno. Può decidere, è un massacro, lo decide e noi ci dobbiamo stare e possiamo solamente accettarlo. Mario, che mi dici? Tu mi dicevi di una cosa, ma mi dicevi si può fare? No, sì, si può fare, no. Solari. Sì, del River era uscita la notizia, ma L'ho letta pure io. sì, poi non se ne è parlato più, dicono. Per me è un gran bel giocatore, solo che ho paura che sia il sostituto di Quark. Allora potrebbe essere stato un sondaggio nei momenti di paura quando Kvara era in contatto con PSG. Sì, a proposito, Vale, a centrocampo ti volevo chiedere una cosa, chiedo anche a voi ovviamente. Sì. Ma Brescianini non titolare, E è un bel l'ho affezionato. Oggi ho detto che Brescianini, un bel box to box, ha fatto un campionato molto interessante. Poi non aveva la squadra, chiaramente. Fisicamente importante. È contiano fisicamente, non è Lindstrom, però. Ecco, questo Brescianini quando Anghissà non c'ha voglia, cioè sì. potrebbe fare quella roba là. Però te l'ho detto per dire che secondo me Brescianini non è in Ndombélé, capisci? Non è uno che Anghissà dice vabbè, io gioco anche la Coppa Italia. Magari Brescianini è uno che ha dalla sua anche la tigna mentale. Ci siamo proprio trovati che mi hanno ispirato questa cosa rispondendo alle cose. È proprio successo Ndombélé, Anghissà, vabbè, tanto Cajuste stessa cosa, perché non lo ha istigato a stare sul pezzo, è così. Anche se io mi riservo sempre un dubbio, perché ragazzi, a me dispiace dirlo umanamente per Garcia, per l'amor di Dio, ma non è stato allenato Cajuste, non è stato fatto un lavoro individuale serio sul ragazzo. Stessa cosa di Lindstrom, infatti ve lo dico da mo', finché non li vede Conte, tutte quelle notizie Lindstrom va via, non è vero, finché Conte non li vede non alzano il sedere da Napoli, non esiste. Ma non è una questione solamente che non è che non ha messo la pressa in culo all'Anghissà, è una questione proprio che tu non tieni proprio il sostituto, cioè perché può essere pure una questione, può essere anche il contrario, no? Dice si crea nella testa di Anghissà quella cosa di dire io non lo posso fare male, io non posso sbagliare perché io non tengo nessuno che prende il mio, perché io me le devo giocare tutte. Ma sai perché? Faccio di poco, andiamo male. Non abbiamo mai avuto il sostituto delle caratteristiche di Anghissà, perché anche in Ndombélé, ragazzi, Ndombélé non è un incontrista, Ndombélé è l'istituto di Zilischi, è un centrocampista offensivo. Cajuste si deve vedere, voi ti puoi dire che Cajuste è una pippa, può essere, ma io non, secondo me lui ha una personalità intanto interessante, ma secondo me anche lui può giocare a due, ha le due fasi, però non è Anghissà. Tu devi vedere una cosa, comunque quest'anno abbiamo avuto 3 allenatori, il che significa che nessuno se l'è studiato anche a Cajuste. Cioè Cajuste è arrivato in una squadra prima con Garcia, poi ha avuto Mazzarri e poi ha avuto Calzona, il che significa che nessun allenatore si è messo là e ha pensato dove lo metto, che cosa sai fare. Perché già dal secondo allenatore in poi tu non puoi pensare al lavoro individuale, tu devi fare punti, quindi devi andare sulle certezze. Appunto. Perché se cambia allenatore vuol dire che stai messo male, quindi devi fare punti. Infatti Calzona non hai fatto i cambi. Perché io non ho scelta, devo fare punti, non posso cambiare. Proprio Sarri all'ennesima potenza. Appunto, e tu ti tieni quel giocatore là che è un giocatore giovane, che devi capire dove deve giocare, come deve giocare, e ci vuole un lavoro dietro che non è stato fatto. Ciao Daniele. Quindi sia a lui che a Lindstrom dobbiamo dargli un'altra possibilità. Fatemi estendere i complimenti, perché qua mi prendo delle soddisfazioni. Non conoscevo questo ragazzo che sta parlando, Valerio, stai attento che qui ti rubano il posto. Questo è il mio piacere, no? Nel senso che se io apro i rubinetti e faccio arrivare gli amici bellini, non scende la qualità, al massimo si alza. E che bellezza. Posso aggiungere, non questo ragazzo, questi ragazzi, cioè penso che tutti abbiamo una qualità di, non per l'eccaculaggine, ma proprio che è uno stimolo continuo parlare con voi. Perché è una community. Io penso che con Conte Anghissà o corre, capito? No? Perché Conte è il tipo che non guarda faccia nessuno.
io mi ricordo, cioè, come si chiamava? Aiutatemi, Mandzukic, non me lo posso mai dimenticare, che poi l'ha messo sull'esterno, diciamo, il secondo anno. Mandzukic, quando l'ha messo, si protestava, non correva. Era con Allegri, fa. No, Mandzukic era con Conte il secondo anno. No. Era con Allegri. Quando c'era Conte, Mandzukic ha vinto la Champions League con il Bayern Monaco. Sì. Comunque c'era qualcuno che Conte ha fatto stato importante nella Juve. Io questo volevo dire, e pure all'Inter ha vinto un scudetto con Matri, cioè, per fare sì. Con Madri, anche se c'è anche da dire con Madri è cose strane montane. Con Madri e Mudari a centrocampo a fare il box to box. Comunicazione di servizio che mi piace sottolineare. Maurizio Sole dice: scusate il commento fuori luogo, non è assolutamente fuori luogo, anzi qua è importante proprio dirlo perché facciamo da amplificatore. Sono troppo felice, ho comprato la maglia sul sito del Napoli con Apple Pay, spedizione su North Carolina per $30. È buono, perché io ricordo le altre spedizioni, Alberto mi è testimone, insomma, ciao a tutti. Si andava oltre i 50 di spedizioni. Ciao, hanno arrivato. Mi sentite? E Daniele anche mi è testimone, anche lui dalla Germania. Sì, purtroppo la situazione dell'estero è un po' tragica. Già si fa fatica a vedere anche le stesse partite, perché comunque bisogna appoggiarsi a vari metodi, diciamo. Dove stai? C'è un metodo legale. Fatevi da zona svizzera, voi che state in Germania, costa 45 euro al mese. Ha preso Liga, campionato svizzero, campionato tedesco e campionato italiano. Io c'ho i metodi miei. Vabbè. Bravo, hai capito? Da scouting, vi vedete un po' il Basilea, un po' queste cose. Ma tu dove stai? Poi te l'ho mandato il fatto di Paramount Plus che è stata venduta, l'hai visto? No, te l'ho mandato in privato. Stai a Stoccarda? Sì, Stoccarda, sì. Allora ci dobbiamo vedere, perché sto pure io a Stoccarda, quindi ci dobbiamo tenere in contatto. Mi metto vicino, così già siete... Valerio, ma tu crei delle amicizie così dal nulla? Sei un cupido, sei meraviglioso. Qui a Stoccarda mi sento sempre solo come napoletano, capito? È difficile trovarne napoletani a Stoccarda. Il cubo dei napoletani a Francoforte, mi sa. Non li posso mai fermare, sono infermabili. Benvenuto Giuseppe. Grazie. Poi scriviamo nel gruppo Telegram, ok? E segnalo Brockfire che invece dice: a me da rimarca in UE la spedizione di 80 euro. Quindi non è per tutti, è da approfondire questa storia dell'Apple Pay che hai pagato 30 di spedizione. Voglio veramente saperlo nello specifico. Giuseppe, che ci dici? Tutto bene, la prima volta che entro. Infatti è un piacere vedere un frequentatore del canale. nuovi. Parecchio, grazie. Vedo parecchio, sono spesso molto in accordo con quello che si dice, tanto in accordo, anche essendo uno che comunque sta molto sui campi, quindi sono pienamente d'accordo. Sui campi, spesso sui campi, molto sui campi, a livello dilettantistico, quindi... questo mi interessa, cioè di cosa ti occupi, se giochi o se fai altro? Non gioco più, ormai alleno da ormai 5 anni? 5 anni, sì. È stato presto, faccio preparatore atletico attualmente. Madonna mia, che le competenze, ci servivi tantissimo. L'anno scorso però per Rongoni ci servivi. No, vabbè, ma io sul gruppo spesso ho scritto, cioè spesso, non tantissimo perché Telegram lo uso molto poco, però comunque qualcosa... quando si parla di preparazione atletica devi entrare in gamba te, cioè non ci interessa proprio. No, infatti non lette tante sull'anno scorso che mamma mia, tutte queste colpe a Rongoni, sinceramente. Potresti darmi anche quel consiglio per dimagrire, magari. Guarda, mi servirebbe pure a me qualcosa, perché è per quello questo allora, leggiamo allora ragazzi, il miglior acquisto comunque... Vai Dani, dici. Posso, Vale? Vai. Il miglior acquisto l'ha fatto la Fiorentina, ha preso Moise Kean, cioè è un acquisto proprio top.
polemica. Teniamoci stretto Simeone. Che Io ve lo Va consiglio. bene. Ma teniamoci stretto anche che Dina, posso dirvelo. A me non mi piace Poi proprio. ho sentito vociferare di uno scambio alla pari con Vlahovic, un'altra bordata proprio Signori, io di ve quelle lo dico proprio. adesso, vi provoco punta centrale in un 3-4-2-1, scegliete tra Khedira e Ken, io mi prendo Khedira, poi Ma proprio vedete voi senza quello che dubbio, volete dico. fare. Che dire, è logico. Io che dire l'ho visto allo stadio a Frosinone l'ultima partita, Frosinone Dinese. L'ho visto là, Animale. non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto per niente. Poi lascia perdere che a Frosinone ha perso, però Secondo me che dire, altri Volta la giocatori vede, è un bell'animale sotto corto. per questioni anche a legare il gioco, va molto in profondità. È uno che comunque il Ha fatto segnato solo sa, contro poi- Napoli. Bravo. ricordiamo. Vabbè, noi segnano pure i morti. Vabbè Fabio, ma noi abbiamo attivato un servizio di beneficenza per tutti i Sì, centravanti di certo. Serie A quest'anno. De Laurentiis è proprio Mauro Healthcare. Solo Ken non c'è riuscito. Angela Torre mi chiede, secondo te amici Bellini, per voi Conte dovrebbe perdere più tempo con Lukaku con esperienza ma con forma fisica latitante o un attaccante giovane senza esperienza affamato alla Victor? Io ho già risposto, facciamo la Non sono carrellata. d'accordo con te. Quindi Fabio affamato, Daniele? Sì, dimmi. Lukaku. O uno affamato? Guarda, Pure Lukaku potrebbe essere affamato. Io Affamato di cosa? Io non sono tanto di Leopoldo. La Lukaku pasticcia è di Leopoldo. affamato, però bravo. Secondo me se viene a Napoli Lukaku avvenendo il triplo. Cioè io non sono molto entusiasta di questo affare Lukaku, a parte gli scherzi, perché comunque è stato un giocatore top nel momento in cui Conte l'ha allenato, in quel periodo là è stato tutto perfetto. Adesso ormai Lukaku è un giocatore a fine carriera, dai solo in Arabia, piglia soldi e basta. Non è da Napoli. Per me Io non sono assolutamente team Lukaku, credetemi. Anzi, io ero team Jonathan David, per farvi capire proprio io come sono. Io no. Bravo, lui mi ha subito cazziato, però era l'idea del giocatore, capito? Che io sono sempre team attaccanti giovani. Però se Conte dice che Lukaku è fondamentale, che Lukaku farà bene, Conte ne sa più di noi. Io sinceramente non li spenderei. Io non lo spenderei l'ingaggio di Lukaku per Lukaku, perché gli vai a far fare una pensione, lo porti in pensione a Napoli. Sì, per l'amor di Dio, c'è l'esperienza e tutto quanto. Allora, se lui fosse, ecco, se parliamo in maniera sistemata, se lui accettasse di diminuirsi l'ingaggio e di mettersi in panchina a fare da mentore, allora sì. Allora tu mi dici, tu vieni, tu sei il mio mentore, ti prendo un giovane, te lo metto a fianco e tu gli spieghi come gioca il centravanti, ti prendi un ingaggio onesto, però non esagerato, e fai il mentore, ti metti in panchina, quando il ragazzino sta stanco e non ce la fa, entri tu. Se sei disposto a fare questo lavoro qua, allora sì. Ma se devi venire da titolare, sinceramente, diamo spazio ai giovani. Sono sempre per l'idea diamo spazio ai giovani. Ma non è neanche quel tipo proprio di professionista Lukaku, ragazzi. Lukaku è uno che si lamenta di qualunque cosa, ma dai. Peggio Osimhen. Un po' di allora è anche più plateale di Osimo. Poi ragazzi, io sono d'accordo, pure io voglio il giovane, ma no, perché tutti quanti diciamo io voglio il giovane affamato alla Osimhen, alla Cavani. Sì, ma ragazzi, non è che ci stanno tanti Osimhen e tanti Cavani in giro. Ma io Julian Alvarez o Jimenez, ragazzi. Il chi è relativo, perché noi abbiamo detto, voi, io no, però gli altri hanno detto tutti quanti chi è quando è arrivato Quara non lo conosceva nessuno, io lo conoscevo perché c'ho mia moglie che è georgiana e mio cognato che mi faceva una testa così, questo è forte, non lo dovreste prendere, mi faceva vedere i film, mi ha buffato di video di Quara già un anno prima che se lo prendesse il Napoli e io lo sapevo. Carascelia, ha detto Conte, Carascelia, dillo bene, Carascelia, ha detto Conte. Io te lo devo dire, te lo dico come lo dice mia moglie. Ma ti ripeto,
ragazzi, qua non se ne trovano tanti in giro per il mondo, cioè ragazzi, io capisco, però cioè non è che si trova, non è che noi ogni volta che andiamo a prendere un giocatore troviamo Osimhen, troviamo Cavani, troviamo questo è anche un po' di rischio. Me lo voglio Il dire. mercato è anche rischio, ragazzi, devi rischiare. Tu ti puoi prendere, tu puoi dire anche tantissimo Lukaku, però è capace che veramente compri Lukaku e ti fa e va una schifezza a Napoli, come potrebbe, sì, l'ho visto, poi facciamo parlare, come può essere anche il contrario, che ti arriva un giovane che subito entra nei ritmi, che si ritrova nel gruppo giovane e gioca volentieri e fa anche un exploit. Al prossimo. Menez. Vai Peppe. Posso essere un po' banale? Sì. Dimmi. Formato, affamato, giovane, lo voglio forte. No, ma non hai torto. Deve buttarmi le volte a terra, perché ho visto sia giovani poco affamati, già che pensavano di essere arrivati, e gente di 40 anni, tipo il nostro Matador, che è a Buenos Aires, sta letteralmente buttando qualsiasi porta a terra. Quindi sì, giovane, puoi rientrare nella politica di De Laurentiis, lo prendi, lo valorizzi, ci fai plusvalenza, tutto a posto. Ok, posso fare una norma? Soggetto che va bene per il mister, quindi inserimento veloce, fattibile, tutto bene. Ma io da tifoso, che vallo da tifoso, lo voglio forte, perché la latitanza di gol dell'anno scorso non la voglio vedere più. A Buenos Aires ma Embolo non vi piacerebbe? Embolo, l'attaccante della Chelsea? Sì, io l'ho detto tante volte. Embolo è forte, ragazzi. No, non è vecchio. Te ne 28 anni. No, non lo paghi manco tanto. Va bene. E tu o via Lukaku 31 anni. Bravo. No, Lukaku non lo video. Per me prendere un giocatore al di sopra dei 26 anni è sprecato già. A meno che non prendi un campione, un vero campione. Allora mi stai parlando di Lautaro. Se mi prendi Lautaro, allora sì. Tu dico sì, Lautaro sì, perché è il mio preferito. Giuseppe. È un debole. Allora, comunque me... Embolo è del 97. 17 anni. Secondo me, allora, dobbiamo un attimo scendere il discorso sul fatto 30 anni, 29 anni, 27 anni, il discorso età. Rispetto alla fattibilità però, perché secondo me potrà avere anche 31 anni, ma secondo me non è fattibile a livello di costi. Cioè... ti posso fare una domanda dopo, non ti voglio interrompere, solo perché a volte sento dire un sacco di cose, ma approfitto che tu lo fai per mestiere, però finisce e poi te la faccio. Ma... Allora, dicevo, secondo me il discorso di costi, prendere un giocatore come Lukaku a 31 anni, perché alla fine li ha, e pagarlo penso una trentina di milioni almeno, perché il valore transfer market è 30 milioni, non è poco, e prendere un giocatore che comunque devi rimettere in carreggiata perché fisicamente sta a pezzi, è devastato secondo me, poi il mio punto di vista è relativo, perché quest'anno i numeri li ha fatti alla fine, ha fatto 21 gol tra con chi ha segnato però. Sì, ma vediamo con chi ha segnato. Sì, no, parlo solamente di numeri, poi i numeri lasciano il tempo che trovano. E se viene rimesso in condizione come Dio vuole e viene messo anche nel contesto corretto, cioè non è solo un discorso fisico, quanti gol può fare, anche poi chi ci gira intorno a Lukaku, se si gioca per Lukaku, se si gioca in un altro modo, e a quel punto poi vorrei capire quanta fame ha, e in effetti quanta fame ha di potersi rimettere in gioco, perché ti rimetti in gioco se vieni a Napoli, non è che vai a una società, va a una società comunque importante d'Italia, ma vai a fare la qualificazione in Champions, non è che sta andando a vincere sicuramente il campionato, dobbiamo essere sinceri. Certo. No. E quindi da un lato ti devi rimettere in gioco, te lo devi guadagnare, quindi a questo punto io preferirei più che altro un giovane, perché secondo me anche Conte ha cambiato qualcosa ma ti ripeto la domanda, un giovane chi? Gimenez. È un giovane chi? Io stravedo per Gimenez,
anche perché lo vedo abbastanza simile a Lukaku, cioè non proprio simile, ha delle differenze, però 8 anni in meno per esempio. sì, assolutamente sì. Non è più un E lo vedo anche con un po' più di qualità, più che un lo vedo centravanti con un po' d'accordo. più di qualità, sinceramente. Rientro subito, C'ha cambio quella telefono, rientro subito. Bene, Ha quella cosa di proteggere la palla, però ragazzi, però qua un po' più di qualità. Luca introduce anche il discorso Gyökeres. Io adesso lo dobbiamo chiamare Mister 100 milioni, no? Perché dovrebbe avere clausola di 100 milioni. E Ma non Morales ce ne ha una da 13. Ma non penso Gyökeres al Milan, La dai. Gyökeres non è il problema della clausola, è l'asta internazionale che si andrà a creare, e lo vogliono in Premier, lo vogliono in Bundesliga, e lo vogliono in Liga. Ma chi lo vuole? Insomma, Mario, tu che c'hai pure un punto di vista di l'età, c'hai l'età dalla tu, è il migliore Gyökeres di tutti i nomi che si sono fatti quando abbiamo detto Gimenez, Dovvik. Io penso che i migliori siano Gimenez e Gyökeres. Metti sullo stesso sì. Poi però io, ragazzi, ho paura che per questi giocatori qua si fanno delle aste importanti e io non lo so quanto il Napoli ci può arrivare. Cioè, io vabbè che Chiariello dice che siamo ricci e Zigaro, però io non credo che De Laurentiis voglia spendere tantissimi soldi sull'attaccante, perché io sono convinto che un centrocampista comunque sia lo andremo a prendere. Io devo stare d'accordo con Massimo. Sicuramente. Ma tu pensa, Mario, basta un club di Premier e tu già sei tagliato fuori. Questo che è metà classifica, ha più monte ingaggi dell'Inter, cioè non ti puoi proprio paragonare, capito? Esattamente, io ho paura che quindi a me Lukaku non piace neanche un po', però io vi dico che Conte se vuole Lukaku e se lo convince, e se non riesce a prendere uno di questi due, io accetto anche Lukaku, perché se Conte lo convince va bene, nel senso non penso che Conte si rende conto che non penso che possiamo spendere 10 milioni di ingaggio, quindi penso che se lo convince significa anche per questa riflessione, ragazzi. Ragazzi, la riflessione è questa: dobbiamo vedere Conte come lavora con ogni singolo giocatore. Abbiamo visto Di Lorenzo lavorare con Spalletti e con 3 allenatori una situazione disastrosa l'anno scorso. Come sarebbe con Conte? Noi non lo sappiamo. Ci sono tanti giocatori. De Laurentiis ha chiamato Conte perché sa che lui non solo può lavorare con nuovi profili, ma può rivitalizzare quelli che sono già nella rosa attuale. E quello è stato, come disse Valerio chiaramente, lo scopo di De Laurentiis è che lui riattivasse questi giocatori che sono stati punti fondamentali per vincere lo scudetto. Allora, Anguissà l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, poi ci hanno mandato il fratello gemello, quello che è scarso. Quindi dobbiamo vedere con Conte che giocatore sia. Secondo me con Conte sputa sangue, oppure lo mette in panchina. È stato molto chiaro. Cioè i giocatori daranno il 200% con Conte, e io sono convinto che noi in rosa abbiamo dei giocatori top che secondo me, se rivitalizzati, possono ancora dare molto di qualità. Poi se lui vuole Lukaku, ragazzi, come è stato detto, io temo che se Conte si impunta, Lukaku l'ha detto, dice il miglior allenatore al mondo, quello con cui vuole lavorare di più è Conte. Lui lo sa che sputerà sangue con Conte e li controllerà ogni giorno, le mette il GPS ai giocatori, cioè, quindi lo sa come lavora. Quindi se lui gli piace come lavora Conte, io penso che Lukaku verrà Lukaku. Non penso ci siano altre strade. Però non sono neanche convinto che ci voglia. Il discorso viene Lukaku perché, come diceva Mario, è l'unica alternativa possibile. Poi bisogna sempre vedere Antonio Conte se si è impuntato per Lukaku. Io dico un discorso caratteristiche. L'amico Giuseppe, che è più del settore di me, lo sa. Tante dinamiche che noi dall'esterno non conosciamo. Cioè, già andare con gli osservatori che avranno liste su liste di giocatori visionati, ma database enormi. Io credo che non voglio fare apposta. Io penso che hanno delle cartucce da sparare, stanno solo cercando di capire, al di là del fatto di piazzare Osimhen, perché se Lukaku viene e pretende 8-10 milioni mi tengo Victor, tutta la vita mi tengo Victor. Se no stai punto da capo. Esatto.
diciamo che dobbiamo solo portare pazienza, magari ecco, giocare con la fantasia, mi piacerebbe quel giocatore, mi piacerebbe, a me per esempio mi piacerebbe Alexander Isak, parlando di svedesi, però è già un contesto fuori parametro. Gioca nel Newcastle, ragazzi. I sauditi, la Premier, come diceva Nicola, se vai in Premier, già il fatto di giocare in Premier non ti muovi più da lì, perché vieni anche milionario dai club più grossi che ti vedono tutte le domeniche. Io vado veramente in difficoltà quando devo cercare un nome perfetto per questa squadra e mi devo solo affidare al mister e allo scouting, che sicuramente non stanno fuori un terrazzo a mangiare l'anguria. A questo punto veramente facciamoci la maglia bianco e azzurra. Cioè, ne approfittavo perché non c'è come quella stile argentina di Gattuso. Ragazzi, io Vlahovic mi prenderò gli insulti. Io Vlahovic lo firmerei domani mattina, ma c'è un discorso di stipendio. Siamo in due per ingaggio. Ma penso siamo in 6. Ha giocato in un calcio con Allegri che è il peggior contesto possibile per un rapace d'aria. Cioè tu Vlahovic lo devi esaltare come rapace d'aria, lo fai giocare a 50 metri spalle alla porta. Io rafforzo un attimo, secondo me il discorso di caratteristiche, cioè secondo me Conte non è detto che vada a cercare il centro boa davanti che tiene la palla e fa salire la squadra, non è detto, perché l'ultima volta ha giocato con Kane che gioca a giocare a centrocampo, gioca dappertutto, cioè, quindi non è detto che ci voglia per forza Lukaku o Dobbik, che sono due armadi a 4 ante, se mettono là e proteggono palla, non è detto. Potrebbe pure essere qualcuno che anche se al Tottenham è stato facilitato perché aveva Kane che ha i piedi di un trequartista. Kane ti mette il pallone dove vuole. Ragazzi, con tutto il bene, Lukaku a confronto di Dobbik tecnicamente è un fenomeno, cioè Dobbik è una roba tecnicamente inguardabile. Dobbik è un po' un fabbro con i piedi, però ha una fame anche lui, butta giù la porta, un po' come Omorodione. No, è uno che fa tanti gol, però tecnicamente è inguardabile. Cioè, noi criticavamo Osimhen. Io mi ricordo che la gente criticava Osimhen. Mai criticato. Io mai volevo fare la domanda prima. Non mi ricordo. Sì, Giuseppe, volevo fare la domanda inteso. Mo tu hai fatto il ragionamento su Lukaku e vabbè, ma quando una società deve scegliere per esempio un calciatore che non fa parte, diciamo, del campionato italiano, mo che sia straniero, oppure magari vai a prendere il giovane che si è preso, chi è quella squadra inglese, Casadei, che comunque ha 19 anni però non sta in Italia, vabbè, ma tengono conto della zona di appartenenza, tra virgolette, non parlo di dove sono nati, ma dove giocano, le abitudini, diciamo, è tutta una serie di fattori per quanto riguarda poi la condizione atletica. Questo sinceramente non lo so. Probabilmente in Italia ci ragioniamo sul discorso da chi viene da fuori, perché i ritmi sono più alti, questo è innegabile. Però non so sinceramente se poi ci ragionino all'estero su questo discorso. Io spero di no, perché secondo me ogni giocatore si può adattare alle situazioni. Non è quando, diciamo, conosce il campionato, alla fine il calcio quello è, cioè non è che stiamo parlando di uno sport, è pur sempre il calcio. Tanti però sai, una cosa è allenarti a Di Maro col sole, per esempio, vivere a Napoli, è una cosa è stare per esempio all'ambiente più che al calcio giocato, cioè, l'ambiente, magari quello che ti circonda, però là è carattere personale, cioè può essere anche l'inglese che si trova in Inghilterra, cioè, può succedere tutto, secondo me, poi su questo non lo so, perché non so nel calcio professionistico come funziona, spero di arrivarci e raccontarlo. Te lo auguro. Non lo so. Ragazzi, posso farvi una domanda? Mi piace assai. Vorrei sentire anche Valerio. Sì. Ma voi, se vi offrono Casadei, voi lo prendete? Al di là delle condizioni economiche, condizioni economiche vantaggiose, voi lo prendete Casadei? Ma pure svantaggiose, Nick. Dove firmo? Io lo prendo. Giuseppe, tu? Sì, assolutamente sì, cioè, la qualità, il talento non si discute. Quando c'è qualità, ragazzi, non si può discutere, secondo me. Valerio, tu di corsa o ci pensi un po'? No, e che c'hai da pensare? C'è semplicemente da chiedere Conte. Quando?
Quando? Ma anche quando lo prendiamo? Io sto a Roma, se a terra Fiumicino va a pigliare la macchina, porta alla firma. Vado pure io, ti raggiungo da Latina. Ragazzi, Vale, io non vorrei fare il guastafeste. Guasta. Però ragazzi, anche Oilund io credo che non guadagni poco e che non penso infatti, questo volevo dire, tu stai avanti e già rispondi alla cosa. 7-8 milioni 7-8 milioni prende Oilund. Zix United pare che è quello là più vicino in questo momento riportato da Romano, e comunque non penso te lo dia, anche per in generale. Non so se Ten Hag ha intenzione di giocare a 2 punte o semplicemente è una squadra top che non si fa il problema di tenerli tutti e due, voglio dire. Sì, però vale, allo United 2 hanno segnato Bruno Fernandes e Oilund. Oilund è il mio preferito in assoluto, cioè io non l'ho manco messo in considerazione e sono partito da Gyökeres a scendere perché proprio come caratteristiche, veloce, affamato, forte, destro, sinistro, di testa, bello, anche bello fisicamente, cioè è veramente il non plus ultra, e ha anche, vi dico anche di più, è anche cresciuto sicuramente a livello di atleta, perché ha avuto un periodo di difficoltà a Manchester, quindi ha vissuto un momento che sicuramente l'ha fatto anche crescere, non si è demoralizzato, a cui i giocatori si perdono, dice io non riesco a impattare e mollo, e non ha mollato. 4,5 di sterline prende, cioè si è ufficiale 8 milioni di euro, 8 di euro. 4,5 sono 6 milioni 8 milioni. No, non è il doppio sterline. No, lorde 8 milioni sono lorde. Ok, sì. Ma ragazzi, una riflessione avevo fatto, no? Io nella lunga storia di Conte una cosa è certa che mi fa stare abbastanza sereno: ogni squadra che lui ha avuto a sua disposizione l'ha fatta crescere, l'ha potenziata. Magari la riflessione che si poteva fare all'inizio era che lui, dopo il suo progetto, il suo lavoro, potesse lasciare poi degli sfracelli. Ecco, è questo che può darsi che qualche paura l'abbia creata all'inizio, però in effetti io penso che il modo in cui ha parlato in conferenza è stato molto chiaro. A me mi ha fatto proprio impressione la conferenza stampa, cioè una persona abbastanza non dico prepotente, però ha detto qui in effetti qui comando io, adesso gestisco io le cose, chi fa quello che dico io va bene, se no il resto chi stanno zitti, come ha detto, chi non vuole giocare c'è mal di pancia, si viene a mettere con me, si mette a pure da panchina, insomma ha fatto capire chiaro e tondo e lui ha l'autorità per farlo, ci vuole un uomo così. Adesso questo è quello che mi fa stare sereno, che mi sa che De Laurentiis questa volta ha capito che si deve mettere un pochettino da parte e deve lasciar fare tutto a Conte, agli uomini che lui ha portato con sé. Parliamo di Oriali, persone di grande spessore politico anche nel calcio, quindi ha voglia di rosicare tutte le squadre del nord, se ne facessero una ragione che Conte è venuto da noi. Poi ovviamente, come diceva Valerio, non facciamo il fatto del sigaro delle cose, perché non dobbiamo puntare alla vittoria di scudetto, questo e quell'altro, ma dobbiamo puntare a creare una squadra top. E io sono convinto che lui, i giocatori che noi già abbiamo, a parte quelli che verranno, li farà diventare di nuovo come quelli dell'epoca, e se non di più, perché lui è molto bravo a rivitalizzare i giocatori. Prendo il tuo link, perché l'altra volta feci vedere il dollaro, perché tenevo i dollari così. Passo proprio ad accendermi con i soldi arabi. Clippate. Questi sono ma siamo ricchi, Vale. Ma che cos'è la lira egiziana? Vale, la lira egiziana, che cos'è? Il diram, arabi. A proposito di arabi, vai. Però c'è un esempio Valerio, da fare con Ancelotti, c'è un esempio da fare con Ancelotti, Valerio, non ci scordiamo. Adesso fermi, vediamo chi comprerebbe mio figlio a Napoli. Tu a papà chi compreresti? Dillo a tutti quanti. Dice rimane. Sì, quello che sta arrivando o Lukaku o Federico Sì, ma Chiesa. tu chi prenderesti in attacco? A C? Ciro Immobile. No, va buono, non ha capito. A Cristiano no. Lui in qualsiasi squadra lui prenderebbe Cristiano Ronaldo.
bomba di ormai è mercato. scontato. Brivido. Vale, rispondendo al tuo Sarebbe- video di prima, che ti ho detto che c'avevo una mezza notizia, che tu il fatto della maglia della Manica, io so che Napoli dovrebbe avere, cioè, una mezza cosa con AliExpress, te lo dissi anche l'altra volta. Ecco perché non è stato, secondo me, inserito Coca-Cola, diciamo, come sponsor sul braccio, perché se non sbaglio è sempre un marketplace, capito? Allora, secondo me, per espandere un po' forse quel mercato dall'altra parte del mondo. Ah, quindi praticamente sulla spalla Buono. sempre qualcosa che Dovrebbe riguarda- essere AliExpress. quindi passi da Amazon, poi hai fatto eBay, eBay. e passi da AliExpress. Io nella mia cosa avevo messo Wish per sfottere, Anche. però giustamente AliExpress, Temu, il famoso Temu. No, temo. Siamo in Io uscivo anche solo Vinted, che vai c'è Andiamo a fare Subito, maglia del Napoli a subito. 2 euro. Volevo dire Io la chiudo. all'amico Norberto. Ma tu c'hai ancora il canale in inglese? Esatto, bravissimo. Io devo recuperare quello là perché YouTube mi ha scritto: non posti più video da una vita, vattene a fanculo tu. E Ops. mi hanno praticamente mi hanno minacciato il canale. Secondo canale dove facevo il gaming in inglese, eccetera, eccetera, c'ho tutti iscritti indiani per una casualità. Sono tutti però, Ma indiani di Bombay o di Pompei? India, il Gange. Di conseguenza, dice alla tua ragazza che riprenderò il canale in inglese in qualche modo. Non so di cosa posso parlare, però vorrei fare qualche contenuto anche in inglese E lo appena. dovremmo fare anche in spagnolo una Valerio, volta. di vabbè. MLS, perché no? Hai ragione, lo sai. O il New York City, così bello. Hai ragione, Ma- così puoi parlare o di calcio internazionale in generale, parlare un No, po' della... anche, però sai, per me vale la pena fare qualche contenuto sull'MLS anche per capire un po' le differenze, Ah, ma sai. brutta Ora non è l'MLS. che dobbiamo fare i bernardeschi della situazione, top 5 campionato al mondo. No, Ogni anche tanto. una cosa più- Ragazzi, l'MLS io l'ho guardata un po' un periodo dopo che se n'è andata Insigne. È brutta l'MLS. Sono Brutta, brutta. lentissimi e sembra che giocano a 3 all'ora. Però ci andrei a lavorare domani. Mamma mia, Domani. bello. Guarda, per te Sinceramente. proprio sarebbe proprio uno spettacolo, no, veramente, non so scherzando. Sì, Per te no, sarebbe ma uno spettacolo vabbè, l'MLS. progetto mio futuro, spero sia quello. mica- Comunque- appena finisco la comunque, laurea, Magari. è piaciuto? Ragazzi. I cautazzi, Sì. domani. Insieme a Cavare, capito? No, dopo gli dai pure l'amicizia, capisci? Diciamo, della stessa lingua. no, a me mi Sì, sembra no. lo schillaci della situazione. A me mi sembra lo schillaci della situazione. Quello Hai ragione. guarda che questo corre. E poi sparisce. Al di là di corre, poi alla fine devi vedere che Non è le- Il neanche Lautaro perché- Giorgiano, mi cautate, le il Lautaro competizioni sono Giorgiano. particolari. Ed è pure affamato. Mi sembra anche un po' Questi affamato, titoloni ragazzi. da Campania Sport mi stendono, ragazzi. Questa è una cosa spettacolare. Arsène Lupin, per chi critica i prezzi delle maglie di quest'anno dopo una stagione del Giusto. genere, perché dopo lo scudetto le hanno messi a 300. Giusto. Chi ha criticato Arsène? Non penso proprio, cioè ci sarà qualcuno, partiamo da un presupposto, c'è qualcuno che è capace di criticare chiunque, qualsiasi cosa e Io ho qualsiasi criticato una cosa. anche la migliore, Sì. proprio perché proprio nell'indole dell'uomo qualcuno che non ce la fa deve criticare per forza. Non era la più forte in Napoli quando ha vinto la scuderia. Cioè veramente si poteva dire si può sempre dire qualsiasi cosa, ma in questo caso Dovevamo vincere la Champions. non ho visto una critica al riguardo così. Ho visto le Vabbè, critiche quello è vero, però, sugli abbonamenti, sì, ma il prezzo sulla critica della maglia non l'ho Sugli visto. abbonamenti posso fare un piccolo... Mi da- sono d'accordo. Da Io sono abbonato? d'accordo. Io sono d'accordo. Da abbonato, ragazzi, io guardando i prezzi delle altre squadre, io oggi poi ho letto una pagina sui social che diceva Inter 350, altra squadra 340. Ma nel parcheggio però, Mario, nel parcheggio Napoli- 350. no,
L'Inter c'ha un abbonamento a 350 euro. Poi ho chiesto a una persona che conosco che è abbonata in curva dell'Inter e hanno un abbonamento senza big match. Ecco. Cioè, quelli che noi abbiamo, i big match non sono. Chiamale scema a Milano. L'abbonamento per Intercomo e Interlic è qualcosa di che mi manca. Tanto vale, ma come faccio a fare questo abbonamento? Mi paga per singolarmente, Poi che si potesse malissimo perché l'anello insomma superiore magari sei veramente lontano e allora il prezzo è come equiparabile alla nostra curva inferiore, però addirittura se non c'hanno i big match a Roma hanno alzato di 80 euro, mi hanno detto amici. Aumentato di 80 euro. Cosa? La Roma ha fatto la finale Europa League. Per fortuna si non sono l'ho lamentati, visto. Si sono lamentati. Ma l'Olimpico è sempre pieno, ci vanno lo stesso se aumenta. Ma gli devono diminuire la tribuna, gli abbonamenti televisivi, quello bisogna fare presa comune perché devono diminuire gli abbonamenti, diciamo, televisivi. Ognuno deve poter scegliere la propria squadra del cuore e basta, perché io non posso che guardo solo il Napoli, pagare un abbonamento che magari Mario sapere tutte cose. Non sta in nessuna parte del mondo, capito? No? Peppe. Allora, io sugli abbonamenti una sola cosa critico: non l'aumento, perché ho voluto pure capire il fatto che non hai altre competizioni, da qualche parte li devi andare a prendere. Io critico solo una discriminante: la curva aumenta, la positiva diminuisce. Ma a curva inferiore non si può guardare sti soldi. Io voglio capire tutto, ma questo proprio non ci riesco. Sarò limitato, quello che volete, ma o si aumenta tutti o si resta tutti quanti anche se però c'è da dire una cosa: hanno fatto aspetta, c'è gente che cambia l'iPhone, il telefonino. A me non mi sembra che in positivo abbiano difficoltà ad arrivare a fine mese. Questa è una delle poche cose che quest'anno non mi piace. Posso dire però una cosa: hanno fatto il fatto, non so se avete letto, dei distinti superiori e tribuna positivo superiore premium, che praticamente riempie praticamente quasi tutto il settore, che riempie la parte centrale del settore dove è stato aumentato. Sì, quindi praticamente per la maggior parte di quel settore comunque è aumentato. Poi loro ti scrivono che distinte è un settore popolare con tutto che ha al centro, è un settore popolare distinto. Aumentiamo tutto, ok, la curva è più popolare, mi va benissimo. La tribuna positivo non posso vedere che diminuisce. No. Io le curve inferiori le devo abbassare. Comunque però posso dire una cosa: io accetto tutto, però ci sta gente che l'anno scorso si è andata a vedere 24 partite, perché il Napoli l'anno scorso ha fatto 24 partite in casa e ha subito quello che abbiamo subito, e penso che uno sconticino al vecchio abbonato si poteva fare. Ecco, questo è perché abbonamento è normale, nel senso non può pagare lo stesso abbonamento quello vecchio e quello nuovo. Normale. E vedi, come dico io, pure solo Napoli non posso pagare 70 euro per guardare solo il Napoli, capito? Vale, solo se posso sapere il nome dell'amico di Stoccarda, gentilmente, così Alberto. Sentiamo. Alberto, allora Alberto lo cerchiamo. Non mi trovi come Sirio. Dai, dopo vi metto in contatto Grazie Valerio. Una bella provocazione. Signori, comunque lancio un altro tema in mezzo. Io ho sentito tantissime lamentele sull'acquisto di Leonardo Spinazzola. Perché la gente... Considerando che lui non arriva per fare il titolare, mi date una valutazione su questo acquisto, considerando che se tu vuoi fare 14.000 acquisti che la tifoseria pretende, attenzione, perché io sto leggendo, io pretendo 8 acquisti, vuoi fare 8 acquisti, qualcuno a 0 lo devi prendere, quindi Spinazzola, ok, ma ha esperienza, è un giocatore sopra la media della Serie A, in una squadra forte rende.
Questo è il mio pensiero, poi io sono un asino. Vabbè, io dico quello che ha detto Valerio, che lui o crossa col sinistro o rientra magari, come ha detto Valerio nel gruppo. Io invece per me dico che rientra direttamente in spogliatoio alla terza partita perché si è spezzato. Ma Spinazzola si rompe se deve fare 40 partite. No, questo è vero. Arsène Lupin è d'accordo con Fabio, questa è proprio la lotta di Fabio, l'ha sempre detto dal primo... 44 mesi che lo dico. Abbonamenti personalizzati, pay TV, voglio vedere solo la squadra mia, non mi devi tanto, non mi interessano le altre, questa è almeno deve essere un'opzione che devi dare. Però non c'è in nessuno sport e in nessuna parte del mondo questa cosa. Lo so, infatti, ma noi abbiamo le nostre battaglie che non vinceremo mai, come per esempio la distribuzione all'estero. Vale, DAZN Spagna costa 25 euro, DAZN Spagna, però ti dà Champions League, Europa League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, la Liga, cioè perché questa differenza? E non c'hai poi cioè solo 2 dispositivi in contemporanea, perché c'è mio cugino, uno sta a Maiorca, un altro sta a Malaga, un altro sta a Barcellona e vedono 6 di loro. E poi Fabio, sai qual è la cosa ancora più brutta? Che però i diritti TV per le squadre in Spagna sono il triplo dei diritti TV per le squadre in Italia. E costa più poco. Perché secondo me in Spagna sono passato anch'io, ragazzi. Ho studiato in Bulgaria, a vedere le partite del Napoli con mio padre, un incubo. Mio padre per disperazione è dovuto andare nei bar per permettermi di vedere la partita a me. E me li ricina a me, ti faceva Paramount Plus dall'Italia pure a te. No, la pirateria, ragazzi, però guarda, io con De nessuna pirateria, legale. Io sono critico con De Laurentiis, però De Laurentiis l'ha detto. Mi dispiace, sono anni che lo dice. Lega Serie A, canale della Lega Serie A, ogni squadra si gestisce il rapporto con il tifoso e si vede la visione della partita con il tifoso. Perché poi De Laurentiis sulla comunicazione è un disastro, lo sappiamo, ma su questo ha ragione. No, ma la boiata, sai qual è? La boiata che la Lega Serie A non capisce. La boiata che la Lega Serie A non capisce perché fanno la lotta al pezzotto, come se poi se tu togli il pezzotto da mezzo, magari quei 7-8 milioni che si facevano il pezzotto te li ritrovi abbonati. Non è così. Non è così. Fabio, ma scusami, ma ad oggi è meglio il pezzotto da Zon? Fammi capire. Non c'è paragone. Perciò ti sto dicendo, non c'è paragone. Non lo guarda il pezzotto, non lo guarderò mai perché io non voglio fare la pirateria. Però ad oggi conviene perché da Zon sono dei ladri. Sia con il fatto del doppio dispositivo, sia con il rapporto qualità-prezzo. Ma poi è partito con 10 euro per sempre, siamo arrivati a 65 euro. Ma anche Sky Q costa questi soldi. È satellitare, però. Stiamo parlando, sai, esatto. Ho la mia esperienza qua. Paramount Plus. Sto vedendo le partite con telefonino. Senza pezzotto e senza dita, l'applicazione del telefonino. Quale applicazione? IPTV? IPTV? Sì. No. No, non dice, non lo di. Vale, scusami, ma tu con Paramount come vatti? Allora, io ce l'ho dall'Italia, pago 11 euro al mese, cioè pagavo, perché mi avessi diritto. È arrivata a 110 all'anno, io ho pagato all'anno. E ti ritrovi, quindi praticamente al mese è risibile rispetto ai prezzi che si chiedono in Italia per il calcio, ma io non ho solamente il calcio, io so tutta una serie di servizi di streaming con Paramount, tra film, serie TV e altre cose, e una sorta di TV la Formula 1 cable che hanno loro, che ti permette di ammortizzare, in teoria, se ti piacessero anche tutte le altre cose, ammortizzi. Oltretutto non è che mi danno solo la Serie A, mi danno tutta la Champions, tutta la Conference, tutta l'Europa League, tutta la Coppa Italia. Posso quello che mi manca probabilmente la Premier, che i diritti ce l'hanno, credo, gli ESPN l'anno scorso. Però hanno fatto un accordo a parte perché la Premier è il campionato più su cui possono alzare più il prezzo, perché ne vale la pena per gli americani. Esatto. Perché da Zone Italia fa vedere solo la Serie A, cioè gli altri sport non li trasmette. La Serie A
la Serie A e La Liga. vabbè, a parte l'Europa La Liga. League, Europa e la League e Liga e poi per 2 anni fa aveva la MotoGP. Il cricket, le freccette. Ma come ne porta a me sti cose? Io sapevo da Zone Germania, vedevo l'impossibile, da Zone Germania che non ce l'ho più, prima ce l'avevo, vedevo l'impossibile, vedevo le MotoGP, la Formula 1, il wrestling, non lo vedevo tanto. Il problema in Italia è che c'è ancora Sky che c'ha tante cose. Ma non solo. Devi fare Amazon, devi fare Infinity Plus per la Champions. Meno male che un'applica sta una Champions non è così, ma perché proprio niente. Vabbè, Sky c'ha anche la Champions, poi c'è Amazon Prime che c'ha quella. C'è tutto sempre, c'è sempre. Comunque ragazzi, posso fare un piccolo off topic, perché Old TV dice se avessimo un Under 23, se il Napoli ha l'Under 23 io mi incazzo, inizio a fare le proteste tipo Fabio con la questione della squadra, perché ragazzi noi non possiamo avere l'Under, cioè bisogna anche portare rispetto ai tifosi di provincia, cioè l'Ancona l'hanno fatta fallire per far andare il Milan in Serie C e fare l'Under 23, l'hanno fatta fallire l'Ancona. Bisogna portare rispetto delle tifoserie di provincia, perché ricordiamoci che anche noi abbiamo fatto la Serie C e magari se stavamo 20 anni dopo non ci facevano fare la Serie C, ci facevano fare la Serie D perché c'era un Under 23 da mettere in mezzo. Quindi e ricordiamo che abbiamo i gemellaggi con i tifosi dell'Ancona. Salutiamo i tifosi dell'Ancona. In Serie C, Mara, ci sono tante di quelle squadre campane, tantissime. Il girone C è... Sì, ma quest'anno la Juve è girone C, c'è la Juve nel girone C. Juve è girone C. Ma ci sono tantissime squadre campane in Serie C, qualcuna sta salendo in Serie B. Speriamo, ragazzi. Io spero che tempo 3-4 anni abbiamo 4 squadre campane. Speriamo bene. Speriamo. Vale, ti volevo dire quel fatto di Di Lorenzo. Il fatto di Di Lorenzo che ho letto, che diciamo avrebbe accusato la società per il cambio che gli fece Calzone all'83esima all'ultima partita diciamo ha ricevuto i fischi. Ecco, quello diciamo è dove Di Lorenzo si è impuntato, perché no, l'ha chiesto la società, ma l'hanno fatto apposta, ma hanno fatto rischiare i tifosi. Capito? Non tanto che De Laurentiis avrebbe detto sono tutti cedibili, no, il problema infatti Calzona lo ha detto, ha fatto intervista, ha detto in Napoli con Conte ritornerà a Forte, sono stato bene, ho detto a Di Lorenzo che non era una cosa concordata con la società, ma volevo vincere quella partita, ho messo Mazzocchi perché magari poteva essere più fresco. Questo poi sì, però sì, questo era il punto fondamentale su cui lo stesso agente si era impuntato e l'aveva detto, ha detto questo è il giochetto, ed è lì che è partita la polemica. In effetti il discorso del tutti cedibili non reggeva, perché Da Laurentiis l'ha sempre detto e nessuno si è mai pigliato collera così. No, ma poi Giuffridi si è contraddetto quando iniziò la telenovela. Lui fece 3 dichiarazioni e si è contraddetto 3 volte. Prima disse lui ha deciso di chiedere la cessione quando Mann ha detto questa cosa. L'intervista dopo ha detto Di Lorenzo ha maturato la decisione durante l'anno, cioè con me, ma che Mann prima era Mann, poi la terza intervista ha fatto un studio tra le 2 cose durante l'anno, poi Mann è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso l'assassinio di Francesco Ferdinando. Dice che ci sarà un aumento dell'ingaggio con clausole rescissorie per venderlo l'anno prossimo a 12 milioni. Giuffredi se l'ha imparato, ci vogliono legge chiare qua, scusate, non è che possiamo giocare ogni volta. C'è anche Giuffredi, a me dispiace dirlo perché c'è sempre il rispetto del professionista, ma come Valerio, raga, io godo quando non parla Giuffredi, a me dispiace perché è proprio una tortura alle orecchie sentire questa contraddizione e soprattutto questo modo camorristico di trattare la società. A me non piace proprio. Non è che è un modo camorristico, è lui che è un camorrista. No, è un rai olistico, voglio, è rai olistico. Calcisticamente parlando. E non mi sorprende affatto che lui e Conte si odiano, Lui e Conte non si possono proprio vedere per quello che è successo all'Inter. Cioè, quello è proprio... ma è anche la società che glielo permette, però. E anche la società che glielo permette. Perché De Laurentiis conviene. Maradona, tutti presenti.
Sì. Purtroppo gli italiani sì. ce l'ha solo lui. Intanto sì. buonasera Guido. Freddy, via. Voto sì. No, scrivi Giuffredi Sì, out, vai prima. Valerio ha No, commentato Giuffredi, Guido. via Giuffredi. Ah, però sono Guido. Eccolo Tutti qua. gli assistiti via. Oh, Guido. Ciao Guido. Ciao Guido. Ciao. Un abbraccione al nostro Guido. Tranne Folo Ma che è Russo. sta cosa bianco-nera? Lo voglio. Se no Guido mi fa una cazzata, vai giù, è una cosa di cimma internos. Ma domanda. Secondo voi, se arriva Buongiorno e Ermoso, siamo completi? No. No. Dietro sì. L'ho detto prima in chat. Tu metti Olivera, Braccetto, ci vuole un esterno sinistro. Assolutamente. Prima di tutto. Se non proprio. resta Mario Ruggi, perché io non vedo tutta sta offerta per Mario Ruggi. Non resta Mario Ruggi, perché io sono convinto che De Laurentiis comunque stia cercando lentamente, molto lentamente, di mandar via tutti i fedeli di Giuffridi. E non può, perché come dice sempre Valeria, esistono le liste, Guagliù e Giuffridi tenne tutti i quadri italiani che fanno parte del vivaio italiano. Non è possibile. Ci sarà qualcuno che non c'ha lui, non è possibile che ce l'ha tutti quanti. Quelli che non c'ha lui, ce l'ha Davide Lippe, o stanno all'Inter, o stanno a Juve, o stanno a Milan. Ecco. Sì, ma sicuramente cercherà di mandarlo, perché rompe troppo le... Sì, ci vuole un esterno sinistro comunque. Tenessi qualcuno della primavera? Lo sta la primavera. Per la difesa. No, un giocatore buono c'è, uno solo. Difensore centrale, 2010, uno solo. Davino. Garofalo. Vabbè. Davino. Ma quante partite si fa? Davino, bravo. No, se ne fa poche, per carità. Però magari, che ne sai? Comunque per rispondere alla domanda sulla difesa, Davino Juan per rispondere alla Jesus. domanda sulla difesa, per me la difesa Rachmani, Buongiorno Olivera con concomitanza di Rafa Marin è una buonissima difesa. Rachmani, Buongiorno Hermoso è una grande difesa, parliamoci ma c'hai sempre Ostigard che devi mandare. Ma Ostigard lo dobbiamo mandare per forza. E infatti il conto poi numerico. Secondo me mandiamo Ostigard e lui se ne vuole andare. Aspetta però. Ma perché Olivera deve giocare per forza? Cioè, mo ci siamo fissati che Olivera è Braccetto e quindi dobbiamo giocare per forza con Olivera e Braccetto. Mario, qualitativamente Olivera è scarso. Per me Olivera è un esterno sinistro che all'occorrenza può essere impiegato. Sono d'accordo, anche perché ragazzi l'ho detto già la live scorsa. Olivera sta facendo il difensore centrale con Bielsa, che è un altro mondo, giocano un calcio che non gioca nessuno al mondo e quindi i ruoli sono tutta una roba relativa nel calcio di Bielsa. Sì, però qualitativamente è scarso Olivera, qualitativamente abbastanza scarso. Mario, però per me Olivera è un esterno sinistro e giocherà con esterno sinistro. Sì, pure ti dico che Olivera... Scusami, 2 secondi e chiudo. Lui può essere integrato come braccetto se vuoi fare un cambio offensivo. Stai perdendo, sposti Olivera, braccetto, metti Spinazzola o chi che sia un po' più offensivo e vai a fare l'assalto in base alla partita. In base alla partita, bravo. Nick, però è scarso tecnicamente, pure sui pensieri, sull'ultimo passaggio non mette mai un grosso. Tecnicamente è scarso, è forte fisicamente perché è alto, però io dico sulla questione proprio mentale, è lento Olivera, è scarso. Fabio Sigaro. No, Gallo per la fascia sinistra, ottimo pensiero. Roma, credo Luca che sia la Roma. Si parla della Roma. Poi però ragazzi, ma Antonio Gallo Olivera scelgo 2000 volte Olivera, scusatemi. Ma per fisicità. Però Dorgo? Vabbè, là fa un salto di qualità gigantesca. Solo che Corbino non è facile andare a trattare con Corbino,
Ho giocato col Belgio, Italia-Belgio, ma l'avete visto Dokugia come giocava? Ma perché non lo prendeva qualcuno? Hanno Ma non è aspettato e lo quello. prendeva il Chelsea. Quello che hai visto tu il del City. Belgio l'ho fatto pure io, il tuo errore. Non è quello è quello che gioca al City, quello che hai visto tu al Belgio, non è Chiro Lecce. Vincenzo, Vincenzone che teneva la mano alzata. Volevo dire, ma secondo voi allora Oliveira non io penso di che farà un gran bel campionato, sia come braccetto che in fascia sinistra. Come quantità, sì. Però stiamo commettendo un errore grave tutti quanti, che diamo per scontato che Conte giocherà a 3, quando invece ha detto dovremmo vedere con le squadre più forti, che sono più forti di noi, difendiamo a 5, con le squadre che ce la possiamo giocare giochiamo a 4. Parole sue, non stiamo facendo l'errore, ci stiamo basando in base alle nostre conoscenze del passato. Può essere pure che Conte arriva a Napoli, arriva a Napoli e dice no, ma sapete che questi 2 anni che sono stato in pausa sono studiato il 4-3-3, mi piace di più, voglio 4-3-3. No, l'uomo sto studiando, per favore, l'uomo però l'avrei detto a quel punto, dice ho preso Conte perché giocava 4-3-3, io non lo cioè, noi ci basiamo in base al passato, però può essere, ma che poi è sempre relativo, l'abbiamo già detto e ridetto, è sempre relativo 4-3-3, 3-5-2, 3-4-1 e quanto li volete voi. Il calcio non è più come prima, sono cambiati, si difende a 5, si difende a 6, è tutto quindi è tutto molto relativo. Cioè, diciamo, parliamo più che parlare di Oliveira, in questo caso braccetto, parliamo di Oliveira più centrale. No, esterno di difesa, più centrale di difesa, che possa essere braccetto, che non possa essere più centrale. Bielsa sta giocando a 4 accanto a Raul. Mi suona una chitarra se volete. Me la suono una canzone. E Sharan. No. Allora, io chi somiglio? Dai, Luigi. Secondo me la cosa importante, più che come giocheremo, saranno i principi. Come siamo arrivati a intensità negli ultimi tempi, intensità alta, recupero palla, e si giocherà secondo me tanto sui corridoi intermedi, come diceva prima, spazi intermedi. E importante, se dovessimo giocare a 4 contro squadre magari meno forti di noi, magari che si chiudono, ci manca la qualità in mezzo al campo, manca la qualità e ne manca parecchia. Io questo volevo dire. Noi parliamo della difesa, dell'attaccante, ma a centrocampo no, al di là di Brescianini, se dovessero vedere Brescianini bene, e un giocatore che sono andato a vedere Frosinone Udinese, ho detto prima, è un giocatore tra gli altri che mi hanno fatto una buona impressione, ma comunque non stavo parlando di un giocatore eccelso che ti mette la palla dove vuole lui, è un giocatore con intensità, punto. Come si chiama l'ucraino, Vale, che stava seguendo il Napoli? Come si chiama l'ucraino? O si prende quello o è meglio che Cagnam sto. Ma costa troppo. Ho capito. Caratteristiche, come caratteristiche dico. Però allora qualcuno costa di meno con quelle caratteristiche. Adesso Alexis mi sono scordato il nome, quel giocatore del Girona che è andato adesso nel Bayer Leverkusen, quel centrocampista centrale molto, molto forte, 26 anni, l'ha pagato solo 20 milioni ed ha fatto un grande acquisto. Adesso non mi ricordo bene il nome. È la squadra vincitrice là c'hai forza perché hai vinto e quindi ti sei mosso. Però l'ha pagato poco, insomma, ed è un centrocampista di qualità. Garzia, esatto, è un ragazzo di qualità, 26 anni. Per esempio, io per esempio prenderei Di Bruyne, però questa è una mia idea. Diego Alcantara si è ritirato ufficialmente. Si è ritirato, ho preso il messaggio proprio per dirlo con tristezza. Ma magari. Vai Nicola. Non la possiamo convincere. Perché il centrocampista di qualità, Zielinski.
Facciamo così, vai. Io Nick. di se posto, volevo riagganciarmi un po' al fatto di prima di Conte come giocherà. Io qualche live fa con Guido Presente, Valerio se lo ricorda, io l'ho scritto anche sul commento, io ho sciorinato una cronistoria di Conte sul perché ha avuto il trauma che deve sempre giocare a 3, non mi vorrei ripetere, però diciamo che dopo il Chelsea ha avuto due squadre molto forti che giocavano a 4, avevano una, cioè l'Inter di Spalletti e il Tottenham che 2 o 3 anni prima era arrivato in finale di Champions e il blocco era quello. Non è che Conte è andato in ritiro, ha visto la duttilità, ha provato in amiche, non se n'è fottuto proprio, è arrivato 3 subito, arrivederci e grazie. Quindi io non lo so, può essere, perché nella vita tutto può essere, ragazzi. Però io, sinceramente, dopo che lui con il Tottenham, che il Tottenham qualitativamente, secondo me, quella squadra era un po' più forte di noi, un pochino, lui ha avuto un approccio così anche un po' tanto. Ma io scelgo gli allenatori per i 4-3-3. Io non so se Conte se la sente, ragazzi, lui vuole andare sul sicuro. Però il Tottenham aveva un problema. Sì. È in mezzo al campo. È quello che praticamente potremmo avere anche noi. Non vai a prendere lo Celso, allora. Vai a prendere lo Celso. Aveva Højbjerg in alto. Lo Celso? Ma Højbjerg no, è nei due. Sì, ma fa legna, non è che... Cioè... No, per le sue caratteristiche tra i migliori al mondo, però gli mancava la qualità in quella squadra, secondo me. Esatto, bravo. Ma infatti appunto, il problema potremmo avere noi. Ma infatti ti ripeto, secondo me il Napoli andrà a prendere un centrocampista tipo Zielinski, cioè uno che può essere nel parlato, quel giocatore lì. Secondo me il Napoli alla fine lo andrà a prendere. Ma vatti a prendere Asensio, il Paris Saint-Germain vuole Osimhen, fatti dare un paio di calciatori dal Paris Saint-Germain, vita Asensio. Ma Asensio siamo pieni là in mezzo. No, aspetta, non te lo dico da Paris. No, Asensio non è... Real Madrid. Io non lo so, comunque acquisti a centrocampo. Io quello che vi sto dicendo è che Conte ha preso 2 gruppi con una base molto solida, 4, e ha tolto tutto da mezzo. Non lo so, io vi sto semplicemente riportando quello che è successo, poi non ne ho idea. E soprattutto ha buttato Politano dall'Inter, ricordiamocelo. Però giocava col 3-5-2, giocava col 3-5-2 all'Inter e là Politano a fare il quinto non è adatto. Poi Mario, che? Perché questo protagonismo? Ah no, ok. È puntato. Io in solitaria per ringraziare Francesco che mi stava salutando da Miami Azzurra. Ciao, prossimo zoom su Fabio al prossimo comunque dal PSG Soler, dai. Soler da PSG. No, Luca, per piacere. No, Luca. Vitigna. Non fa. Leggere il magari ragazzi, Vitigna è un con Real Madrid. Allora Valverde, Bernardo Silva e Vitigna, allora vinciamo veramente tutto. Ecco qua. Mi devo prendere una cosa perché sennò cominciate a dire strozzate. State zitti un attimo. Ho avuto un po' di difficoltà, ma che ora fai nel processo di Guiscardi? Saluti a tutti, ritorniamo a fare nomi impossibili. Amici, io vi abbraccio e vi bacio, sono molto contento. Siamo arrivati a 2 ore e 42. Il buon Guido Gentile ci saluta, dice non vuole disturbare. Non è un disturbo, lo avremmo accolto volentieri, ma ci saranno altre occasioni per salutarci tutti. Io voglio ringraziare nell'ordine chi è entrato prima, penso Fabio Versatile. Abbonamenti della squadra singola, continuerò a dirlo, a ripeterlo per sempre fin quando non accadrà questo. Forza Napoli. E a me Conte non mi piace.
Lo sapete tutti adesso. Lascia proprio con una bomba. Fortissimo. Dopodiché è entrato, mi pare, Nick. Unmutati. Ti ammuto io. Nick. Lo metto in grande così. C'è un momento di... Ma che è? Saluto Alberto. Nico. Un bacione. Signori, Ciao, eccomi, è crashato tutto, ditemi, non vi ho sentito. No, ti volevo salutare perché eri il prossimo nella lista, ti ringrazio della tua presenza. Vale, ma grazie a te, tu ogni volta che mi onori di questo spazio. Io un bacio a tutti, ragazzi, è stato un piacere. Ciao Nick. Ciao, poi è entrato un nuovo volto che abbiamo visto per la prima volta stasera, Giuseppe, ne dobbiamo parlare più spesso perché mi servono le competenze. Va bene, grazie, un saluto a tutti, veramente un piacere parlare con voi, grazie, veramente. Grazie a te Giuseppe. Dopodiché era entrato Mario. Ciao ragazzi. Ciao Mario. Ciao allora, Mario. vi posso dare un nome? Vai. C'è uno che gioca in America, nell'Inter Miami, il numero 10 argentino, bassino, secondo me è bravino, cioè io ve lo dico, è un po' esperto, però secondo me è bravino. Ecco, se viene a fare la chioccia a Raspadori probabilmente Mario, un abbraccione a Mario, un abbraccione a Daniele. Ciao, comunque vincimmo scudetto perché Conte è troppo forte, voglio. Basta, cioè, mo devo parlare da tifoso. Che Messi è meglio di Ronaldo. No, il nostro editorialista Peppe Di Palma, ti abbraccio. Ciao, Peppe. Poi si vede pure la differenza dei colori, che bello. Ti abbraccio forte, Peppe Di Palma. Crescere è l'unica cosa che conta. Adoro, grazie mille Peppe. E nel finale ti abbraccio forte, ti voglio bene. Ciao bello. E abbraccio forti tutti voi, amici bellini, anzi bellissimi. Siete stati come al solito straordinari. Per me questo è un piacere di pazzi e ogni tanto bisogna riconnettersi e rendersi conto di quanto si può parlare di calcio senza insultarsi, si può parlare tecnicamente ma anche con la tranquillità, con leggerezza, è bellissimo. E quindi io sono molto molto contento. Lasciate like finali e devo andare ad aggiungere tutti i nuovi abbonati che poi magari vorranno fare il fantacalcio con noi, ci dobbiamo divertire. Se non leccare le dita, di sole a me, no, quella che è un'altra cosa. Lasciamo perdere, forza Napoli sempre.